benvenuti a Gemona, molti di voi sono di Gemona, per il terzo appuntamento, grazie per l'applauso, di giovedì prima di tutto. Un appuntamento dedicato allo sport, perché Gemona ha una storia nello sport. I protagonisti questa sera l'avete già visto attraverso la comunicazione che è stata data sia attraverso i social dell'Istituto di Credito Prima Casa FVG, ma anche attraverso la stampa, vista l'importanza della manifestazione. Sono personaggi noti, molto noti del nostro territorio, che hanno fatto sì che del nostro territorio si parlasse in tutto il mondo, che lo sport ci aiutasse a superare i confini della regione, i confini del nostro paese, per logicamente perché si potesse parlare bene della nostra Italia, della nostra nazionale, dei vari settori, perché lo sport, come sappiamo, è uno dei principali veicoli, è una delle principali entità, chiamiamolo così, che dà luce alle virtù delle persone, virtù che poi vedremo quali sono nello specifico e come hanno forgiato i nostri atleti, e virtù delle quali poi hanno parlato anche esponenti del mondo giornalistico, vedremo principalmente anche da chi che questa sera è tra noi, insomma l'avete già scoperto. E poi ci sono delle professioni e professionalità che hanno a che fare con lo sport, che una volta non c'erano, che si sono formate in questi anni, che sono imprescindibili in questi tempi proprio dal mondo sportivo, e lo sport ha assunto anche delle connotazioni particolari, quindi in molti casi funge da volano per l'economia, in particolare per il turismo, è una risorsa importante del nostro paese, ma anche nello specifico del nostro territorio. Prima Casa FVG, lo sapete, ormai lo ripetiamo in tutti i nostri appuntamenti, vi vuole omaggiare con questi incontri proprio per dare evidenza delle virtù, delle realtà, dell'impegno immane di molti di voi, molti dei quali presenti anche oggi in sala, proprio per sviluppare un tessuto sociale principalmente, ma anche poi socio-economico, che riesce a dare ampio respiro a ognuno di noi e soprattutto ai giovani in questo periodo. Tant'è che oggi presente ci saranno anche rappresentanti dell'università, della Facoltà di Scienze Motorie di Gemona, il cui valore è riconosciuto a livello nazionale, ci sono studenti che arrivano da tutta Italia. Tutto questo ruota intorno allo sport, che è grande protagonista questa sera, non solo, ma è grande protagonista del nostro territorio. Prima di iniziare però a portare i saluti di casa, ovviamente il sindaco di Gemona, Revelat, già sindaco e rinnovato sindaco di recente. Grazie a tutti, ovviamente è un piacere per il Comune di Gemona ospitare questa iniziativa, un grazie pertanto a Prima Casa per aver scelto la nostra realtà, grazie al Presidente e a tutti i collaboratori che so che da settimane o da mesi stanno lavorando per questo appuntamento. Lo sport ha moltissimi valori di carattere sociale, per la salute, per la qualità della vita, ma anche di natura economica, di sviluppo economico dei nostri territori, sui quali il Comune di Gemona ha investito circa 10 anni fa, partendo proprio dal sindaco Urbani, su un progetto Sport che si sta sviluppando di anno in anno e sta portando notevoli soddisfazioni al nostro territorio. Quindi questa è veramente la sede opportuna. Mi complimento innanzitutto anche con i protagonisti, i relatori di questa serata, che sono relatori e protagonisti di ieri, protagonisti di oggi, e c'è qualcuno che insomma sarà protagonista anche di domani, perché stiamo vedendo veramente i notevoli successi che stanno perseguendo in questa stagione e sicuramente anche nelle prossime, che fanno onore ovviamente alla nostra terra. Quindi da parte mia un ringraziamento vero, di cuore, sentito per questa iniziativa, e lasciamo le porte spalancate in questo territorio per iniziative simili o per chi volesse continuare ad investire sullo sport anche come motore di sviluppo socio-economico, sul quale ovviamente il Comune di Gemona continuerà ad investire anche nei prossimi anni assieme alla Regione. Colgo l'occasione anche per salutare la consigliera regionale Zillis, auspicando ben presto possa ritornare ad essere assessore, ovviamente anche per interesse locale. Grazie e buona serata a tutti. Grazie a lei. Lo sport quindi risorsa che però, come vedremo anche più tardi con gli ospiti di questa serata, ha bisogno di risorse. Citava giustamente il sindaco, la già assessora alle finanze della regione Friuli Venezia Giulia, rieletta consigliere regionale, per cui tutti ci auspichiamo anche per quest'occhio attento che ha la zona pedemontana e montana, che venga riconfermata tale Barbara Zilli.
Grazie Monica, buonasera a tutti, un cordiale saluto anche da parte mia, sono veramente felice di vedere una platea così numerosa per l'ultimo evento, vero? Il terzo, è il terzo. È una maratona bellissima, Presidente, quella che avete messo in campo perché permette alla popolazione di avere contatto non soltanto con le finalità proprie dell'Istituto di Credito Cooperativo Prima Cassa, ma anche di aprire alle esperienze del territorio e quindi a far conoscere a tutti il grande valore che c'è in questo territorio regionale, un territorio che ha molti tesori, alcuni dei quali sono tuoi ospiti questa sera. Il primo su tutti Bruno Pizzul, che mi permetto di salutare affettuosamente perché Gemona ti è riconoscente, Bruno, come tutto il Friuli, per tutto quello che hai fatto e continui a fare per lo sport e non solo, ma anche tutti gli altri ospiti che appunto sono qui stasera. È un modo meraviglioso per avvicinare le comunità a quelle che sono non solo le ambizioni che ognuno ha, ma anche alla conoscenza approfondita delle grandi opportunità che l'esperienza di ciascuno può mettere a disposizione della società friulana. C'è tanto da fare, abbiamo fatto tanto, ognuno ha fatto un pezzo di strada, ma c'è tanto da fare insieme e appunto con serate come questa riusciamo ad avere anche l'approccio giusto per affrontare con positività ed entusiasmo le sfide che ci aspettano. Sono tante. L'amministrazione regionale, io fino a domani sono ancora assessore, poi domani verrà proclamato il presidente Fedriga e vedremo che cosa succederà, ma credo che possiamo veramente dire che continueremo sulla strada giusta per la crescita non solo sportiva ma economica e sociale di questo territorio meraviglioso. Grazie. Grazie Barbara Zilli, prego. Io però non posso iniziare se non ho il benestare e soprattutto il saluto da parte sua al pubblico del nostro presidente Giuseppe Graffi Brunoro. Quindi la incomodo anzi per portare i suoi saluti che sono sempre di buon auspicio poi per la riuscita della serata. Grazie, benvenuto, un cordiale benvenuto a tutti voi. Conforta vedere le sale sempre piene. All'inizio, quando è partita questa maratona, che si concluderà, forse vedremo a dicembre, forse andrà anche avanti, però sicuramente è programmata fino a dicembre, eravamo un po' titubanti, però riuscire a portare in sala centinaia di persone come stasera a parlare di cose che interessano tutti. Stasera parliamo di sport, altre volte abbiamo parlato di altri argomenti, per noi è un titolo di orgoglio di cui ci facciamo vanto. Stasera parliamo di sport. Stamattina ho sentito che oggi è anche la giornata mondiale dello sport, quindi siamo proprio tempestivi e puntuali come meglio non si poteva. Noi siamo convinti, ne abbiamo parlato in consiglio, che lo sport sia anche fattore produttivo ed economico. Stasera vogliamo proprio dare evidenza di questo. Certo, lo sport è un passatempo, ma è un fattore economico sia per gli interessi che genera e che muove. Stasera abbiamo anche un imprenditore che ci darà conto e ci dimostrerà perché ha fatto determinati investimenti, ma è soprattutto ed è anche un elemento che fa crescere le persone, che imparano tutta una serie di cose che poi possono tornare utili anche nel mondo del lavoro. Per chi di voi non l'avesse già fatto, suggerisco di leggere oggi le parole di Giacomo Galanda, sono sul Messaggero di oggi, perché non voglio dire che mi sono emozionato stamattina quando le ho lette, ma un modo di orgoglio sì, perché pensare che un ragazzo della nostra regione abbia potuto avere quei risultati e oggi abbia la riconoscenza di dire ai giovani che ha incontrato ieri: ricordatevi della fortuna che avete avuto a nascere in Friuli e Venezia Giulia, non è comune. E noi come Prima Cassa FVG vogliamo essere di supporto a tutti i giovani che un domani spero possano dire le stesse cose. Buona Pasqua a tutti e buon lavoro. Grazie Presidente. Ringraziamo la Proloco perché si sono dimostrati subito attivi, fattivi e ci hanno aiutato moltissimo per realizzare questa serata. Dopo i ringraziamenti adesso possiamo abbassare le luci e prima di farli salire uno a uno sul palco emozioniamoci un po'.
vedere la nostra staffetta non solo sul podio, ma ci auguriamo sul secondo gradino del podio, e lo diciamo sempre per scaramanzia, il primo per noi è davvero tabù, inutile illudersi. Ancora Fauner in testa, Rondelli è dietro di lui, deve uscire Deli se vuole vincere questa medaglia d'oro. Fauner lo sta impegnando con un passo spinta poderoso, c'è Deli ancora però che è rabbiosamente dietro di lui. Deli tenta di superarlo sulla destra, ce la mette tutta Fauner, anche Deli. Fauner è ancora in vantaggio, è in vantaggio Fauner, ancora un piccolissimo vantaggio per Simo Fauner. Fauner vince l'oro, è d'oro la staffetta italiana, è d'oro. Vitozzi can win. Oh, 104. She makes it 20 out of 20. Now here comes Vitozzi. Is this going to be a famous win for the Italian? Certainly looks like it at the moment. Ancora palla fuori, la conclusione, il gol di Battistuta, segna anche non ci credo. Totti ha rischiato l'impossibile. Tanto para, siamo in finale. L'Italia è in finale con la Francia. Ti presentavano strumenti per non togliere il loro tempo. La United Eagle Basketball nasce il 10 luglio del 2020 e acquisendo il titolo sportivo di Valsesia si iscrive alla Serie B 2020-21. Nel primo campionato della sua storia, la Lue-B accede alla Final 8 di Coppa Italia, venendo eliminata nei quarti di finale a Rimini da Agrigento e alla finale promozione, venendo sconfitta per 3-2. Ma nel secondo campionato della sua storia, la United Eagles Basketball raggiunge tutte le finali delle 3 competizioni. C'entra la promozione in A2, piegando Vigevano per 3-2 davanti al tutto esaurito del Pala Gesteco nella Bella. Il 15 luglio del 2022 la United Eagle Basketball Gesteco viene messa ufficialmente in Serie A2 dal Consiglio della Federbasket. La United Eagles Basketball, oltre alla prima squadra, segue anche gli under 15, 17 e 19. 100 atleti fanno direttamente parte della United Eagles Basketball Gesteco e poi almeno 1 migliaio invece di ragazze fanno parte del circuito. E con noi come main sponsor della Gesteco il presidente del gruppo Luci, Adriano Luci. Buonasera Presidente, benvenuto. Con lei parleremo di questi aspetti senza i quali questi grandi gruppi sportivi ai noi non potrebbero esistere. Ben arrivato, si può accomodare anche qui, prego, oppure dall'altra parte come preferisce. La ringrazio. Secondo ospite della serata,
Già sindaco di Gemona del Friuli e ideatore soprattutto del progetto Sportland della città di Gemona del Friuli, insieme ad altri 14 comuni, fa parte di questo progetto. L'iniziativa nata nel 2011 con la finalità di promuovere il territorio dell'area pedemontana e dell'Alto Friuli in chiave sportiva turistica attraverso eventi di richiamo internazionale. In particolare le mission di Sportland sono quelle di valorizzare l'economia e il turismo dell'intero territorio grazie alle molte discipline sportive praticabili, come abbiamo visto anche nel video, e alle offerte culturali, naturali ed enogastronomiche, diventare un punto di riferimento per il turismo e lo sport a livello regionale e posizionarsi nel mercato internazionale. Signore e signori, è con noi Paolo Urbani. Che gioca in casa ovviamente, quindi tra i suoi compaesani, ma anche tra molti ospiti che sono arrivati da tutto il Friuli Venezia Giulia. Ben arrivato, prego. Psicologo, psicoterapeuta dinamico, breve, esperienziale di formazione nazionale ed internazionale, esperto in ISTDP, psicoterapia intensiva dinamica breve, psicologo dello sport, segue atleti di alto livello e squadre, psicologo nazionale dell'Olimpica Italiana Rugby Maschile Sevens, direttore di data della CISPAT nel master in psicologia dello sport, CEO CISPAT Lab, che è Centro Italiano Studio e Sviluppo Psicoterapia a breve termine. Con noi Alessandro Bagnani. Dove è arrivato Alessandro, credo? Qua ci sono tante cose e sarò ancora più veloce. Preparatore atletico APU Udine, classe 55 di Balnearia Arsa, docente presso la Facoltà di Scienze Motorie Sportive dal 2012 ad oggi, responsabile del laboratorio di valutazione biomeccanica e bioenergetica del Centro Medicus, responsabile della preparazione fisica e della formazione allenatori preparatori fisici della FIP, preparatore fisico della Nazionale Italiana di Pallacanestro, ne ha fatte troppe. Docente al corso di formazione con preparatori fisici di basket, Federazione Italiana Pallacanestro CNA, preparatore atletico e responsabile del recupero dei giocatori infortunati per le squadre Virtus, Kinder Bologna, Snaidro Basket Udine, Nuova Più Udine, Pallacanestro Gorizia, Udinese Calcio. I titoli che vanta: laurea in Scienze Motorie della Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Bologna, diploma di laurea all'ISEF di Bologna, master in Relazione e Comunicazione Didattica, master in Teoria e Metodologia dell'allenamento, preparatore fisico specialista FIP. E con noi, signore e signori, Luigino Securo. Questo curriculum così lungo che però insomma non possiamo mettere nulla. Ben arrivato, prego. Ricercatore e referente per la mobilità per il corso di laurea di Scienze Motorie dell'Università di Udine. La sua formazione accademica inizia proprio a Gemona, quando apre il corso di laurea in Scienze Motorie all'inizio degli anni 2000. Ma sentite un po', si completa con il dottorato di fisiologia dell'esercizio appunto a Udine. Oltre all'attività di ricerca in questo campo ha collaborato nello sport di alto livello come supporto scientifico e preparazione fisica all'Udinese Calcio in Serie A, squadre di pallavolo femminile di A2, ski runner e sci alpinista di Camporosto, Tadei PVK. Però nel 2012 si trasferisce negli Stati Uniti, dove rimane per oltre 10 anni a fare ricerca, collaborando allo sviluppo dell'innovativo approccio che combina stimolazione elettrica del midollo spinale ed esercizio fisico per il recupero del movimento in persone paralizzate. Infine, un paio di mesi fa è tornato in Italia per lavorare come ricercatore alla Scienze Motorie dell'Università di Udine. E con noi Enrico Reich. Anche i professori questa sera do tutti per tu, quindi professore consentimi anche questo, ben arrivato, parli ancora l'italiano, adesso ce lo dirai, sì, per fortuna, ti puoi accomodare vicino ad Alessandro, grazie. Nessuno di loro effettivamente avrebbe bisogno di presentazione, ma soprattutto i prossimi. Nato nel 75, è stato giocatore della nazionale italiana dal 97 al 2007, tra i suoi successi maglia azzurra c'è l'argento agli europei del 97, l'oro agli europei del 99 e il secondo posto alle Olimpiadi del 2004. Quindi ha vinto 3 competizioni nazionali nella pallacanestro Varese, Fortitudo Bologna, Mensana Siena, una Coppa Italia con la Fortitudo Bologna, 2 Supercoppe italiane, Scaligera Verona e Mensana Siena, 2 Lega 2, pallacanestro Varese, Pistoia Basket. Ha partecipato, abbiamo sentito, alle Olimpiadi di Atene 2004, ha ricevuto anche onorificenza ufficiale all'ordine al merito della Repubblica Italiana. E con noi Giacomo Jack Galante. Gli bastano 10 cm di tacco per avvicinarsi alla sua altezza.
cortesia, Giacomo, ti puoi accomodare vicino a Sepulcri, sì. 5 medaglie olimpiche, di cui una d'oro, 10 medaglie mondiali, di cui una d'oro, 24 podi in Coppa del Mondo, l'onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Croce d'Oro ed Argento al Merito Sportivo, al Merito dell'Esercito, Collare d'Oro al Merito Sportivo, di recente anche un posto nella Walk of Fame al Foro Italico assegnata di Dalconi, consigliere comunale assessore allo sport e turismo al Comune di Sappada, direttore tecnico del centro sportivo Carabinieri, dal 2007 al 2014 direttore tecnico delle nazionali maschili e femminili delle squadre di Coppa del Mondo, direttore tecnico nazionali maschili e femminili delle squadre di Coppa Europa, direttore tecnico nazionali maschili e femminili della squadra juniores. Dal 2008 al 2014 anche membro del comitato esecutivo della commissione cross country FIS. Ha seguito come assessore diversi progetti, tra cui turismo e sport a Sappada, Sappada Plastic Free e biciclette in quota. E con noi Silvio Fauno. Buonasera. Si può accomodare vicino all'Enrico. E anche qui ne abbiamo, signori. Ha vinto un bronzo alle Olimpiadi, 8 medaglie mondiali, un oro alla staffetta di Oberhof nel 2023, 3 argenti, 4 bronzi, 4 medaglie mondiali giovanili, 2 ori e 2 argenti, una medaglia agli europei juniores, un bronzo in Coppa del Mondo, miglior piazzamento in classifica generale, seconda nel 2019, vincitrice della Coppa del Mondo di individuale nel 2019 e nel 2023, 35 podi, di cui 19 individuali e 16 a squadre, oltre a quelli conquistati in sede ridata e validi anche ai fini della Coppa del Mondo. 7 vittorie, 3 individuali e 4 squadre, di cui una quest'anno a Östersund il 12 gennaio, 12 secondi posti, 16 terzi posti. Nella primavera del 2002 il tecnico Jonne Kekkonen viene assunto come allenatore del tiro e Elisa subisce una vera rinascita, tornando ad ottenere la precisione al tiro e complice anche un'ottima forma sul fondo, i risultati conseguiti in precedenza. Si distingue subito in Coppa del Mondo ottenendo 2 podi al primo evento di incontri alati e prosegue mantenendosi entro le prime 3 posizioni della classifica individuale di Coppa del Mondo, quest'anno, ottenendo la vittoria della gara individuale della tappa di Ruhpolding. Ai mondiali di Oberhof del 2023 ha conquistato la medaglia d'oro nella staffetta, quella d'argento nella staffetta mista, quella di bronzo nell'individuale, nella staffetta mista individuale ha terminato quinta nella sprint, 22esima nella partenza in linea. Al termine della stagione ha conquistato per la seconda volta la Coppa del Mondo individuale. Signore e signori, Lisa Pittossi. La Lisa, accanto a Bruno. Qualcosa va detta anche di Bruno, perché noi tutti lo conosciamo come giornalista sportivo, ma lui inizialmente fu un campione, perché fu calciatore professionista. No, mi sono persa la gag, vabbè, me la raccontate dopo. Il campione mi sembra poi il laterale. Ah sì, non è proprio campione, un talento. Comunque calciatore professionista. Poi alternò lo studio all'attività sportiva, quindi divenne sia calciatore professionista, un buon centromediano, meglio. E fu ingaggiato dal Catania nel 1958, giocò anche nell'Ischia e nell'Udinese, ma la sua carriera sportiva finì presto perché ebbe un infortunio al ginocchio, solo per quello Bruno. Abbiamo un microfono per Bruno? Dovrebbero essere tutti, grazie Lisa. No, la mia carriera finì presto, sì, perché effettivamente ebbi un guaio al ginocchio, ma soprattutto maturai la consapevolezza che non era il caso di insistere più in là. E comunque dopo questa maturità classica si laureò anche in giurisprudenza. Venne assunto nella RAI nel 69 e anche tu hai una bella onorificenza commendatore all'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Inutile dirlo, Bruno Pizzul. Sono stata lunga, ma potevamo non evidenziare tutti questi aspetti dei personaggi che abbiamo il piacere di avere questa sera tra noi. Io partirei da Lisa, perché fresca di questa vittoria, la sua prima apparizione pubblica. Tra l'altro, Lisa, ringrazio tutti per essere presenti questa sera. È stato un anno faticoso, è stato un anno che arriva da un anno faticoso,
che ha dimostrato quanto un atleta con la forza di volontà, con la caparbietà, con una preparazione sicuramente atletica adeguata, possa risollevarsi da un periodo non felice della propria carriera agonistica, dove molti decidono di mollare. Lei ha reagito portando a casa tutto quello che poteva vincere quest'anno. Giusto, Lisa? È andata così? Sì, dai, sono stati magari un anno, 2 o 3 difficili, però ho imparato più in quei 3 anni che di tutti gli altri, che ho sempre gioito, ho avuto una carriera veramente brillante fin da giovane, fin da subito, e forse non ero abituata a trovarmi in situazioni difficili e quindi è stato un po' più dura uscirne, però devo dire che ho un carattere molto forte e sono molto testarda, quindi sicuramente mi ha aiutato molto per non abbattermi mai, anche se i momenti difficili sono stati molto forti e sicuramente ho anche pensato di mollare tutto in certi momenti, in certe situazioni, però ho sempre trovato la forza dentro di me per cercare di trovare l'energia che mi serviva anche mentale, perché in questi momenti è proprio l'energia mentale che manca, perché sei proprio stanco di tutto, di tutti, e non riesci a trovare la giusta energia. E quindi devo dire che sì, è stato l'anno della rinascita e sono molto fiera di quello che ho fatto. Hai trovato quindi la forza in te stessa, fondamentalmente. Tu non sei una persona che si dà la montanità, che ha eccessi nella propria vita privata, una persona molto riflessiva e questo quindi ti ha aiutato parecchio a lavorare su te stessa, però puntando immagino anche su dei riferimenti importanti, sia professionali che anche in famiglia. Sì, a un certo punto ho chiesto aiuto, sì, perché da sola non ce l'avrei fatta. Mi ha aiutato un mental coach, una persona con cui sono riuscita a aprirmi e a guardarmi dentro, qualcosa che non avevo mai fatto prima, e anche cercare di migliorare la persona che sono, non l'atleta ma la persona, forse ha anche contribuito al fatto di ritrovarmi e di tornare a gioire per quello che faccio, perché sono molto fortunata a fare ciò che mi piace. E alzarsi la mattina e dover uscire e andare a correre per me è la vita. Cioè. Ecco, quando si parla di sacrificio, di impegno, anche tu immagino da quello che ci hai appena detto, non veda poi questo grande sacrificio nel tuo, chiamiamolo lavoro, nella tua passione a questo punto. Non si può parlare proprio di termine sacrificio, c'è un altro modo, forse impegno, la definizione migliore comunque per descrivere un'attività a volte estenuante, alzarsi presto la mattina, fare diverse ore di allenamento a temperature improbe, anche quando non si sta eccessivamente bene. Una persona normale la descriverebbe come sacrificio. Andare al lavoro con un po' di mal di testa è un sacrificio per un comune mortale come noi. Per te invece no. Ma la parola sacrificio non mi è mai piaciuta, nel senso è un impegno, però è come tutti si impegnano nella vita, c'è chi per lo sport, chi per il lavoro. Non mi sento una persona che si impegna più degli altri, però come in ogni cosa, se vuoi riuscire a ottenere dei risultati eccellenti, devi sforzarti, devi quando diluvia, quando piove, devi uscire lo stesso, non puoi uscire con gli amici, non hai rinunci, hai queste rinunce che però per me non sono tali. Sì, lo fai volentieri. Lo faccio volentieri, ovviamente. Quando mi dicono ma sacrifichi tanto la tua vita, no, in realtà no. Ma questo secondo te dipende dalla tua personalità, da come sei tu, o anche da un'educazione che ti è stata data familiare e nel contesto sociale, quello di Sappada in cui vivevi? Ma io sono cresciuta con lo sport, quindi sono sempre stata, non ho mai avuto altri interessi, quindi forse per me è stato più semplice degli altri. Magari alcuni atleti si sentono più sacrificati, che fanno più sacrificio, si sentono che gli manca qualcosa, che rinunciano a qualcosa, invece io no, nel senso
sono molto contenta della vita che faccio, lo rifarei altre 1000 volte e avrei intrapreso questa carriera altre 100 volte. Complimenti Lisa. E forse allora è anche questo uno dei segreti. Lisa ci ha detto: io sono nata in una località dove di fatto lo sport la faceva da padrona, per cui possiamo dire che Sappada sia una terra di campioni. Pensate, 1300 abitanti, 10 medaglie olimpiche. A livello mondiale è la località col più alto tasso di medaglie in rapporto alla popolazione. E tante volte ci sono giornalisti che chiedono, quando intervistano Lisa, Silvio Fauner, Pietro Piller-Kotler, in 3 hanno vinto 10 medaglie olimpiche, ma dove sta il segreto? Silvio, quindi è possibile che questo segreto sia proprio nel fatto che avete avuto la fortuna di crescere in una comunità dove lo sport aveva un valore particolare, superiore forse rispetto ad altre comunità? Intanto volevo ringraziare Prima Casa per l'invito e buonasera a tutti. Quando la gente mi fa questa domanda, io di primo acchito rispondo grazie all'acqua del Piave. Logicamente è una battuta, no? Sicuramente Sappada ha un valore sportivo molto alto, molto forte. Sappada principalmente ha club sportivi per quanto riguarda la parte invernale, quindi sci di fondo, biathlon e sci alpino. Io credo che il vero valore e i risultati che Sappada, come hai detto te, può vantare adesso a distanza di anni, quindi 10 medaglie olimpiche, medaglie mondiali, arrivino tutto quanto sicuramente dal valore, dall'impegno degli atleti che hanno raggiunto questi risultati, però arrivino prima di tutto dalla base, dal lavoro che hanno fatto negli anni queste società sportive, perché ricordiamo al giorno d'oggi Sappada è un paesino di 1300 abitanti, però ha nella società che gestisce il fondo del biathlon più di 90 bambini, nella società che gestisce lo sci alpino anche lì andiamo sui 70 bambini, quindi non è facile trovare delle località con dei numeri di abitanti così basso, però con un così elevato numero di bambini che praticano, che si avvicinano alle attività sportive, e questo è grazie sicuramente alle varie amministrazioni comunali che nell'arco degli anni hanno creduto in quello che è il valore dello sport, e poi soprattutto, come ho detto, a tutte le società sportive, ai vari consigli che hanno portato avanti la loro attività e che hanno creduto nel valore dello sport. Silvio, abbiamo sentito Lisa che parlava del connubio, del fondamentale equilibrio che ci deve essere tra la forza, la preparazione atletica e anche la mente, la psiche, no? È vero quando racconti che alle Olimpiadi di Lillehammer, quando insieme ai tuoi colleghi riusciste a vincere la medaglia d'oro, ti eri addormentato al mattino, prima della gara? Sì, permetto che mi piaceva e piace molto dormire. Non ti eri svegliato? Non c'è una pressione psicologica? No, uno dei miei più grandi pregi è sempre stato quello di non avere la minima pressione psicologica, che io partessi per una gara di una Coppa Italia, un campionato italiano, o che io dovessi partecipare come in quel caso alla staffetta di un'Olimpiade, dove sapevamo che eravamo tra le 2 o 3 nazioni che potevano giocarsi il podio, che potevano giocarsi l'oro. Io dovevo partire con la delegazione del CONI, partire alle 10 mattina per andare sul campo gare. Alle 9:30 è arrivato in camera il mio massaggiatore per vedere se ero pronto. Io stavo ancora dormendo. Giacomo, tu non hai vissuto a Sappada, ma sei di Udine,
comunque una città, sebbene città di provincia, dove se non sbaglio non è che il basket avesse questa grande tradizione. Posso interrompere? Certo. Scusa, ho questo vizio di... Ma fa pure. Ma in realtà ho scoperto del perché della mia medaglia d'argento, perché io da piccolino andavo a sciare a Cima Sappada. Ah! Non sapevo. L'avete fatto anche tu. Assolutamente. Ecco. Scusa che continuo. Beh, è evidente che insomma con la tua statura dovesse esserci per forza una liaison col basket, no? Ma come hai sentito che era la tua passione, che era la tua vocazione, che avresti avuto una strada di successo? Perché insomma è anche forse qualcosa che ci si sente fin da piccoli, me lo confermi, o è andata diversamente? Ma allora faccio un piccolo passo indietro. Quando eri nella pancia? Quando ero nella pancia? No, nel senso che voglio dire una cosa importante. Certo. Comunque durante la presentazione sono state citate le mie parole. E visto che ce l'ho seduto qua alla mia sinistra, volevo fare un grande ringraziamento a Bruno, perché io mi ricordo ancora, adesso non mi ricordo esattamente l'anno, però io sono stato ospite a Quelli che il calcio, dove lui ovviamente era uno dei grandi protagonisti, e fuori onda mi venne vicino e mi disse: ah, tu sei di Udine, Caritus Forlan. E io stavo per dire non lo parlo benissimo, ma lo capisco tutto perché mia nonna, insomma, da piccolo comunque mi parlava in friulano, eccetera, quindi non sono bravissimo a parlarlo. Non sono riuscito a dirlo, dal momento in cui ho detto no veramente mi ha massacrato. Ho detto subito, devi studiarlo, devi parlarlo perché le nostre radici sono importanti, eccetera. E sicuramente per un ragazzo avrà avuto 25-26 anni ai tempi, sentirsi una figura così importante, insomma, dove noi lo riconosciamo, andiamo fieri veramente che sia friulano, che comunque mi riprendeva immediatamente perché non parlavo bene il friulano, è stato qualcosa che mi ha comunque cominciato a far pensare, me lo ricordo tuttora, insomma, come cosa. Poi, insomma, da tante cose veramente io riconosco che il valore che noi portiamo dentro come friulani sia veramente, veramente importante, perché comunque noi abbiamo l'idea di non mollare, più che altro nel momento in cui noi spendiamo una parola, quella parola è una cosa importante, non è che debba essere scritta, una stretta di mano di un friulano, parla poco magari il friulano, però poi quando si prende quella parola c'è l'onore proprio della propria famiglia, della propria terra, di mantenere quella strada che è intrapresa, quell'impegno che è stato intrapreso. Per me è stato fondamentale per tutta la mia carriera e lo devo insomma anche agli esempi che ho avuto e per come sono cresciuto, per questo ho parlato così a questi ragazzi, perché ho detto avete la fortuna di avere degli esempi davanti, di crescere in una terra dove i vostri genitori si comportano in questa maniera e hanno questo atteggiamento, che secondo me è la cosa più importante per qualsiasi cosa potrai fare nella vita, che tu diventi un manager, uno spazzino, un insegnante o un giocatore di pallacanestro, questo è irrilevante. Adesso che arrivo alla tua domanda, perché la pallacanestro sì, sicuramente sono sempre stato alto, però non ho iniziato con la pallacanestro, ho iniziato col nuoto, e per me è stato importante il nuoto, uno perché intanto mi ha fatto capire quanto difficile è lo sport individuale e quanto magari la squadra ti può aiutare nei momenti difficili. Questo non lo dico a discapito di quello che hanno detto loro, anzi a stima di quello che hanno fatto loro, perché comunque lo sport individuale effettivamente... Lisa ha citato il mental coach, ma sicuramente un allenatore o qualcuno vicino ne hai bisogno, assolutamente, mentre nello sport di squadra puoi avere dei compagni, nello sport individuale sei veramente tu, nel mio caso c'era la linea blu, avanti e indietro, e a volte insomma prende anche la fatica, lo scoramento, il fatto di non riuscire ad arrivare ai risultati, e devi avere una grandissima forza interiore. Nel gioco di squadra questo è un vantaggio perché comunque hai compagni che ti aiutano. E quindi il mio passaggio dal nuoto alla pallacanestro è stato anche un po' questo, cioè il fatto di avere vicino degli amici che comunque nel momento in cui non rendevi ti davano anche supporto, e poi la passione insomma trasmessa da mio papà che giocava, e poi la pallacanestro onestamente io dico sempre un po' uno sport che si vede da solo perché comunque è molto bello, è molto divertente, comunque puoi giocare. Una delle definizioni della pallacanestro è che è l'unico sport nel quale ti puoi divertire in realtà anche da solo, perché sei tu e la sfida col canestro, con questo obiettivo
continuo e quindi è stato un amore continuo. Io quando ero a scuola scrivevo i temi che parlavano di pallacanestro, sognavo di avere una camera piena di palloni da pallacanestro. Per me la pallacanestro ha cominciato a entrarmi nelle vene e da lì insomma poi ha percorso un po' tutta la mia vita. Comunque ho una foto, effettivamente mio papà faceva il fotografo, di me da bambino dove non cammino ancora, però sono sopra il pallone da pallacanestro, quindi forse un destino c'è. Senti Giacomo, qual è stata la vittoria che tu ricordi con più piacere, quella che ti ha emozionato di più, magari anche non la più importante in termini sportivi, ma che ti ha gratificato di più, che è stato proprio il raggiungimento di un obiettivo dopo un percorso non facile, mettiamola così? Allora, se io riguardo indietro la mia carriera, la prima cosa, il primo flash che mi viene è una sconfitta. Nel senso, il tiro che sbagliai contro l'Australia alle Olimpiadi del 2000 per me è stato un turning point, un momento difficile, perché comunque io forse non ero nelle prime linee di quella squadra, però comunque ero uno dei giocatori su cui la squadra si affidava, soprattutto in difesa, e in quel momento mi è capitata la possibilità, avevo giocato abbastanza bene, la squadra aveva giocato male, io ero stato uno dei meno peggio, e Meneghin mi passò la palla nell'angolo e io sbagliai quel tiro. Ma non fu tanto il fatto di sbagliare quel tiro, fu il fatto di come presi quel tiro, nel senso che non ho il ricordo di aver guardato bene il canestro, cioè è stata una sensazione dove non ho la fiducia, non ho il feeling dentro di me di poter segnare quel canestro. E lì per me è stato un momento difficile, perché mi ricordo mi sono messo in ginocchio, accasciato e ho sentito proprio le lacrime della delusione venirmi e scorrermi sul viso. E vi racconterò che la prima persona che è venuta a tirarmi su è stato Andrew Gaze, che probabilmente qua a Udine ricordiamo molto bene per essere stato un campione incredibile, ha giocato in NBA, insomma, comunque sicuramente ha giocato anche nella Snyder. Ed era il capitano dell'Australia. E lì ho capito quanto grande sia lo sport olimpico, cioè noi avevamo una squadra che aveva appena vinto l'Europeo, andavamo per comunque andare a medaglie, avevamo fatto un bel percorso, eppure magari contro l'Australia, che poteva essere una delle squadre più abbordabili, e nonostante giocasse in casa, avevamo completamente cannato la partita. E lì capii quanto lavoro dovevo aggiungere, quanta fiducia, soprattutto non tanto lavoro in campo, ma lavoro su me stesso, sulla fiducia della squadra, per andare a tirare in una certa maniera quell'ultimo tiro, comunque quegli ultimi tiri. Quindi da lì è partito poi un percorso. Io nel 2002 sono diventato capitano della nazionale e in realtà ti faccio una piccola correzione perché hai dimenticato, no, ma è normale perché sono dimenticato. Sono tante. Nel 2003 c'è la quarta medaglia, è una medaglia che arrivo al punto per rispondere alla tua domanda. È la medaglia che mi pesa di più, cioè nel senso che comunque la quale sono più fiero. Tant'è che poi uscì un libro, Cuori di bronzo, perché nel 2002 io diventai capitano, ma allo stesso tempo tutti i grandi abbandonarono un po' per raggiunta limite di età, ma comunque la nazionale tornava ad essere qualcosa di non tanto appetibile, perché l'ondata era passata, avevamo vinto. E in quel momento io ricordo che un giornalista mi venne a chiedere ma perché lo stai facendo, no? Perché sei qua? Insomma, io lo guardai come... Quasi fosse una missione. Sì, cioè, dissi uno perché comunque tanto mi hanno fatto capitano, due la maglia azzurra, non si dice mai di no, e poi comunque per me questo è qualcosa, cioè il sale della vita è anche mettersi in gioco, sfidare un po'. E soltanto che quel 2003, quando iniziò piuttosto in maniera abbastanza difficile, perché comunque arrivarono sì qualche vittoria ma tante sconfitte, tant'è che a un certo punto noi si andò all'Europeo, si andò in Svezia, giocavamo in un paesino a Luleå sopra il circolo polare artico e diciamo che si perse la prima partita contro la Slovenia di 17, la seconda di 33 se non sbaglio contro la Francia di Tony Parker e di tutti i migliori giocatori, i fratelli Pietrus, eccetera. E la terza partita dovevamo giocare contro la Bosnia. La Bosnia è una
una squadra comunque agguerrita, forte, ma soprattutto noi non riuscivamo a uscire da una situazione dove veramente la cosa non girava. Allora io da capitano quella sera presi i ragazzi e cominciai a dire: ragazzi, qua bisogna fare qualcosa. Ma non è che dissi niente a loro, cercai proprio quello spirito di squadra. Cioè, ognuno di noi deve mettere in campo qualcosa, deve mettere il suo valore, il suo apporto. E quello fu il momento in cui ognuno si sentì responsabilizzato. E da quel momento noi si vinse contro la Bosnia, si andò praticamente il giorno dopo, non ve la racconto per limiti di tempo, ma vi dico soltanto che eravamo coi borsoni fino alle 3 di notte a aspettare l'aereo che arrivava, perché arrivava Israele, che ovviamente aveva tutti i controlli dei servizi segreti per ogni volta che partiva e passava, e si andò a sfidare la Germania di Dirk Nowitzki. E diciamo la partita contro la Germania e le partite successive, io ricordo che ci fecero i complimenti anche gli arbitri per come si giocò, e lì ci fu veramente una presa di coscienza e veramente un turning point rispetto a quel tiro che sbagliai nel 2000, e da lì la consapevolezza che un capitano poteva guidare non necessariamente con autorevolezza, ma con condivisione e con stimolo verso i compagni, per poi effettivamente ad arrivare fino alla storica epopea del 2004, dove si andò a fare il miglior risultato di sempre. E devo dire veramente grazie ai compagni che mi seguirono e alle persone che ci stavano a fianco, insomma, perché insomma, ebbero fiducia in noi. Quando veramente tutti ci stavano lasciando, noi si ebbe una reazione e quell'essere friulano, devo dire la verità, adesso non voglio essere ciccione perché siamo qua, ma devo dire che in quei momenti è contato, anche perché non ero solo friulano che ero lì, e insomma come la chiamava Bocciatani, la nazionale del nord-est, perché cercava di stimolare gli altri con questi valori. Devo dire, dimostrò veramente cosa voleva dire impegno, dedizione e forse anche di sapersi divertire. Grazie Giacomo, bella testimonianza sia di passione ma anche di legame al territorio, che calzano a pennello anche sul nostro Bruno Pizzul, che ci ha regalato delle emozioni indescrivibili raccontando quello che succedeva nello sport. Bruno, più uno sportivo o più un giornalista, quindi? Direi sicuramente più uno sportivo. La vocazione giornalistica non l'ho mai avuta. Mi è capitato poi di partecipare quasi tirato per i capelli a un concorso e con mia grande sorpresa venne assunto alla RAI, cominciando un tipo di lavoro al quale non avevo mai pensato, ma che tutto sommato poi mi ha regalato anche qualche soddisfazione. Volevo però fare una premessa: che bello sarebbe stato se tutte le cose che ci ha detto Galante ce le avesse dette in friulano. No, invece complimenti anche per l'acutezza delle osservazioni e la proprietà di linguaggio, sei stato davvero molto preciso e circostanziato, e dalle tue parole si è capito, no? L'amore per lo sport e soprattutto anche tutto sommato l'amore per la terra che ti ha dato i natali e che tu hai onorato in giro per il mondo. Io ti volevo però chiedere una cosa: hai frequentato piazze importanti a parte la nazionale come a livello di club? Basterebbe pensare al mito di Varese e via dicendo. Ma dove ti sei trovato più a tuo agio? È una domanda ovviamente impossibile da rispondere, però devo dire che perché comunque tutti gli scudetti che ho vinto, ad esempio, sono molto particolari. È stato il primo della Fortitudo, che lo attendeva da anni, quindi per me è stato un momento incredibile, cioè per me era, insomma, sì, Bologna Basket City, quindi assolutamente un momento particolare. È stato il 10° quello della Stella di Varese, che aspettava da 21 anni, e poi è stato il primo anche di Siena, che poi ha aperto anche lì una cavalcata incredibile. Devo dire che però forse la squadra che ha stupito più di tutti è stata quella di Varese, perché comunque
Insomma, siamo stati un po', è stato come lo scudetto del Verona nel calcio, perché dove tutti tifavano in qualche maniera per noi, perché comunque eravamo un gruppo di ragazzi che aggrediva la partita, voleva vincere in tutte le maniere, e effettivamente è stato quello forse un po' l'anno magico. Bruno, prima quando parlavano i nostri campioni ti si illuminava proprio lo sguardo, però prima di iniziare ti ho sentito un po' deluso dai giovani di oggi. Mi hai detto che tu non vedi negli atleti o nei giovani questo spirito, questa voglia combattiva, questa passione, che si distraggono un po' troppo forse con qualcosa di alternativo allo sport. No, devo dire che le osservazioni che ho fatto a proposito di quello che hai detto tu e in genere sono riflessioni determinate dal fatto che inevitabilmente, per le esperienze personali che ho avuto prima come improbabile calciatore e poi come raccontatore di storie del pallone, si riferiscono al calcio, e il mondo del calcio è un mondo dal quale discendono esempi tutt'altro che edificanti in questi ultimi tempi. Ed è una cosa che mi ha fatto molto molto dispiacere l'aver appreso che dopo il periodo del Covid in cui era stata interrotta l'attività giovanile, calcistica e via dicendo, alla ripresa moltissimi ragazzi, ma una percentuale elevatissima, non sono più tornati a giocare a pallone. E questo evidentemente mi ha fatto fare delle riflessioni sull'incidenza notevolissima che ha avuto il Covid, che ha disabituato i ragazzi al movimento e via dicendo, ma anche alla consapevolezza che evidentemente la gestione del settore giovanile del calcio non prevede il fatto che i ragazzi debbano prima di tutto divertirsi. Ho apprezzato molto quando tutti quelli che hanno fatto sport a un certo livello si sono rifiutati di dire che fare sport è un sacrificio. Non è un sacrificio per il semplice motivo che se tu cominci a fare sport devi nutrire questa tua passione personale, e nel momento in cui è passione condivisa diventa un momento di grande apprendimento, anche di piacere personale. È chiaro che non devi confondere il sacrificio con la fatica fisica e via dicendo, no? Però che si dica così frequentemente che per far bene nello sport occorre sacrificarsi è un messaggio che è abbastanza inquietante nei confronti soprattutto dei giovani. Poi è chiaro che dal momento in cui sono stati colpiti da questa catastrofe del telefonini, social e via dicendo, hanno maturato delle abitudini che sono contrarie a quel naturale muoversi e affaccendarsi dei ragazzi, no? Io resto molto molto male. Io ho la fortuna di vivere a Quamons, che è un paese piacevole, gradevole, con delle belle passeggiate e via dicendo, e naturalmente i miei ricordi di infanzia erano fatti di continue sgroppate su Monte Quarin, di sali, di fossati, di arrampicate sugli alberi per andare a rubare ciliegie e via dicendo. Mentre oggigiorno non vedo più questi ragazzi che corrono, o se corrono quando vanno alle scuole calcio, dove inevitabilmente, avendo dei ragazzi che non sono preparati da soli a un minimo di motricità, devono sottolineare soprattutto l'aspetto della preparazione fisico-atletica, giri di campo, flessioni, che naturalmente non sono divertenti, no? Una volta, quando si andava a giocare a pallone, si giocava a pallone, perché eri già pronto a muoverti, a saltare e via dicendo. E quindi c'è questa disattenzione, disaffezione dei ragazzi verso l'attività fisica che mi preoccupano un po', non poco. E quindi sono iniziative molto interessanti queste, anche perché oltretutto, oltre a questi discorsi di carattere generale relativi allo sport, di farmi intendere come lo sport può diventare anche uno sbocco professionale, una via di intraprendere un tipo di lavoro che ti può anche aiutare poi nella tua vita futura.
Per il resto, sai, speriamo che tornino tempi antichi. Per il calcio temo che sia difficilissimo, per le altre discipline sportive invece dobbiamo dire che davvero chi nasce da queste parti può considerarsi fortunato, perché ci sono molte attenzioni e attività anche a livello territoriale per lo sviluppo, no, di questo sport per tutti. Ed è una cosa molto bella, per esempio, che ci siano queste soddisfazioni personali e che poi, a parte il calcio che vive momenti piuttosto grami, si stia facendo così bene in altre discipline sportive, compresa la pallacanestro, di cui ho apprezzato l'entusiasmo con il quale ha parlato Yolanda, no, e che io inevitabilmente metto a confronto con quello che della pallacanestro mi diceva sempre Nereo, perché quando era allenatore al Milan io ho tentato disperatamente per anni a dire andiamo a vedere le partite delle maschi, c'erano le scarpette rosse, Simmental e via dicendo, no? E lui mi diceva sempre non venga a vedere palla al cesto, non venga. Poi una sera, a furia di insistere, venne a vedere una semifinale tra il Milan e il Barcellona, il Simmental e il Barcellona, e vedevo che durante la partita seguiva con una certa attenzione lo svolgimento. E alla fine gli chiesi, allora cosa ti è parso? Lui mi ha guardato e per non darmi il minimo soddisfazione mi ha detto, non sei male, ma fa sempre fallo de mani. Un calciatore che invece secondo te nella storia incarna i valori, quei valori di cui stiamo parlando e che ti ricorda quindi il vecchio calcio, non quello che viene proposto ora, il tuo idolo insomma nel mondo che hai raccontato per tanti anni. Sai, è una domanda alla quale io mi presto a rispondere sempre con un po' di imbarazzo, perché non credo che sia giusto mettersi in una classifica di graduatoria di merito uno escludendo qualcun altro, perché naturalmente se fai quelle classifiche lì qualcuno lo lasci fuori. Ma è anche una questione di simpatia magari, no? Chi gli era più affine, forse anche... Ma sai, Paolo Rossi è stato un ragazzo straordinario, ma anche Rivera, e poi si è stato crescendo, ma non era male neanche Rivera da giovane, ma tutti quelli di Mariolino Corso, però i protagonisti assoluti sono stati i vari Platini, Maradona, e direi un altro che ha lasciato un segno profondo in tutti coloro che l'hanno conosciuto e che hanno avuto la sventura di giocargli contro, è Sivori, che era un figlio di buona donna, nel senso che era bravissimo, ma giocava soprattutto per farti fare brutta figura. Per lui fare un tunnel a uno. Io ricordo che venne poi a lavorare alla domenica sportiva con noi e quindi poi entrammo in familiarità e una volta gli dissi ma sai che abbiamo giocato assieme, ti ho anche marcato. Infatti con Catania giocavamo una partita di Coppa Italia con la Juventus, vinsero 3-2 mi pare, e lui mi chiese quanti tunnel ti ho fatto? Neanche uno. Se sapevo che poi saresti diventato giornalista sportivo te ne facevo almeno 4. Sono piacevoli ricordi che si sposano col fatto che la professione poi mi ha regalato tante soddisfazioni e momenti piacevoli al di fuori del calcio, perché io, soprattutto in occasione delle Olimpiadi e via dicendo, mi è capitato di fare la cronaca di moltissime discipline, alcune delle quali per me assolutamente sconosciute, quindi andando incontro a delle figuracce immonde che però mi hanno fatto conoscere il mondo dello sport al di fuori del calcio. E devo dire che al di fuori del calcio lo sport è sempre accattivante e piacevole e ti consente dei rapporti interpersonali molto più semplici di quanto non accada con il calciatore. Grazie Bruno.
Sì, abbiamo sentito quindi il mondo del calcio, se vogliamo, e non è l'unico a sostenerlo, un po' viziato da un fattore fondamentalmente, quello economico, e un atteggiamento, quello che assumono anche le nuove generazioni, condizionato proprio da questo approccio al calcio. Ci sono delle realtà invece che arrancano, che hanno bisogno di essere sostenute finanziariamente, perché come vedremo anche più tardi in compagnia dei nostri ospiti, si rende necessario l'impiego di figure professionali e in quanto tali comunque bisogna sobbarcarsi delle spese e dei costi, e senza aziende che credono in questi sport, chiamiamoli senza nessuna offesa, ma rispetto a quello che ha un indotto economico, quindi quello del calcio principale in assoluto, sport che arrivano solo in questi termini, tengo a ribadirlo, dopo il calcio. E noi abbiamo la fortuna di avere nella provincia di Udine due realtà di basket importantissime, abbiamo due testimoni, poi sentiremo anche appunto Luigino che è il preparatore atletico dell'altra squadra di cui parleremo, ma servono le aziende che le sostengano, se no per dire 1100 ragazzi che abbiamo nominato prima che ruotano intorno alla Gesteco non potrebbero appassionarsi allo sport, non potrebbero vivere questa realtà, non potrebbero crescere dritti, eretti, perché appunto lo sport riesce a trasmettere queste virtù. E quindi Adriano Luci, patron della Gesteco, il ruolo delle aziende come quella di cui lei è presidente sono fondamentali. Ma qual è il motivo che l'ha indotta a sostenere in maniera così anche appassionata, tra l'altro, la squadra? Perché so che segue da vicinissimo le vicende, la informano subito sui risultati, anzi è lei il primo a chiamare. Perché ha fatto questa scelta? Un uomo impegnato come lei, una realtà appunto, la sua, quella del gruppo Luci, che opera a livello internazionale. Buonasera, ti chiedo perché mi dai del lei. Ah, è vero, hai ragione, scusa. Scusami. Sentimi prima di iniziare la tua risposta, di ringraziare Prima Casa per questa opportunità e soprattutto di ricordare un grande dello sport della quale diciamo siamo rimasti un po' tutti orfani, che è Vito Kainer. C'è il figlio Andrea, tra l'altro, il nostro ospite questa sera. Buonasera Andrea. Ma noi come società siamo sempre stati vicini allo sport, al basket, perché nel 1993, poi 7 anni, abbiamo sponsorizzato la Longobardi Basket, e Gigi faceva parte del team. E siamo sempre stati vicini, ma siamo rimasti vicini con la passione di chi vive un territorio e di chi vive in un contesto. Quando nel 2020 si è avvicinato il team manager Davide Mikalic per proporre questa cosa, poi siamo anche stati sollecitati da un gruppo di amici, imprenditori, anche loro molto attenti al territorio, molto attenti al contesto. C'è stato anche l'ex sindaco di Cividale che ha avuto così, delle parole di conforto rispetto a un progetto. Abbiamo pensato che forse era il caso di ritornare, perché noi nel 93-2001 poi abbiamo lasciato, dopo 7-8 anni, ci siamo dedicati ad altro. Però diciamo che questa passione è rimasta sopita, ma è rimasta sopita nel contesto, nel territorio del cividalese e non solo. Quando si è avvicinato appunto Davide Mikalic con il suo progetto, devo dire che siamo rimasti molto affascinati. Anche perché trasmette molta passione Davide, effettivamente. Sicuramente sì. Vedevamo, prima di tutto c'era una visione. La seconda cosa era quella di rimettere in pista un mondo di giovani che sentivano il bisogno di. La fortuna di avere un grande palazzetto. Quindi tutta una serie di fattori che ci hanno dato la spinta per confermare la nostra, cioè essere il main sponsor del progetto. Dopodiché abbiamo agganciato anche altri imprenditori e quindi non siamo in solitudine, no? E credo che il grande problema, soprattutto di queste squadre, quando siamo partiti eravamo in B, sia quello di avere anche una continuità. Quindi di non guardare a oggi o domani mattina, ma di guardare un po' a lungo termine. Perché se tu guardi a lungo termine,
sei in grado anche di progettare qualcosa di importante. E devo dire che così è stato, perché diciamo, il primo anno siamo partiti con un po' di amaro in bocca, anche un po' di desolazione, perché eravamo in 30-40 persone al palazzetto. Questo veniva un po' dagli sport, quindi per non accedere, però cioè, giocare... Certo, inizialmente non è stato. No? Cercavamo di fare confusione, no? Nonostante fossimo in pochi, proprio per dare spinta. Vivacizzare. Partita è stato un montante, no? È stato un montante che ci ha portati già nel primo anno a avere la possibilità di sfide a livello nazionale. Quindi il fatto di abbinare, civilare il nome della nostra società con squadre a livello nazionale, quindi Bologna piuttosto che Rimini, si lasciava ogni volta, diciamo, un entusiasmo in più. Certo. Fino ad arrivare al derby con l'Apu. Che devo dire che anche questa è stata una grande soddisfazione, ma lo dico da friulano perché ricorderò sempre uno striscione dei nostri tifosi quando c'è stato un derby, dove c'era scritto "siamo tutti friulani". Ecco, io credo che questo sia il messaggio che deve passare nello sport, e soprattutto un attaccamento a quelle che sono le origini del nostro territorio. E il fatto diciamo che ci siano dei giovani, negli anni 15, 17, 19, che possono ambire alla squadra a livello nazionale, pur essendo di un territorio così piccolo. Siamo la squadra che ha dietro la città più piccola. No? Anche questo è un primato, bello da raccontare. Credo che anche questo dimostri che si può sognare, i sogni si possono realizzare, si può guardare oltre, e ovviamente devo anche dire che non è facile, ma il fatto di avere alle spalle anche un numero di co-sponsor molto importante, sono oltre 180, anche questo dà motivazione per continuare, per cercare di allargare, diciamo, il tessuto e soprattutto facendo crescere i giovani. Perché allora se c'è un vivaio giovanile del territorio, anche la prima squadra diventa più importante, no? Perché se vediamo le case, Certo. ogni tanto c'è anche con l'italiano. No? Ogni tanto. Allora, io credo che questo ci debba far pensare. Quindi noi abbiamo vissuto questo percorso con molto entusiasmo, seguendo, come dicevi tu, le partite in casa e fuori sempre, in un'atmosfera direi Sana. quasi idilliaca, no? Perché è molto bello entrare al palazzetto e vedere i nostri tifosi, e questo ci dà la forza anche per continuare a abbinare il nostro marchio diciamo, noi non siamo un'azienda che se vedi il nostro marchio vai sullo scaffale e trovi il prodotto, no? Cioè noi siamo B2B, non siamo B2C, no? Sì, un'azienda che comunque fa delle virtù, fa dell'etica al suo motore propulsore, se vogliamo. Diciamo che abbiamo sempre avuto nel DNA il fatto, insomma, dell'essere del territorio, quanto ho sentito prima dicendo, ascoltando chi mi ha preceduto, relativamente al fatto di essere friulani, di essere tenaci, ecco, sono tutte cose belle, no? Che noi cerchiamo di trasmettere al nostro personale, in azienda, ai nostri clienti, ai nostri fornitori, e adesso anche alla squadra. Quindi quando parliamo con la squadra parliamo sempre di valori, parliamo sempre di volontà di raggiungere dei traguardi, dei successi, ma soprattutto il fatto di un comportamento sano, no? Quindi anche il fatto che anche la nostra squadra abbia un atteggiamento positivo anche nei confronti, diciamo, dei nostri tifosi, ma dei tifosi anche che vengono da fuori, che vengono a trovarci, molto spesso sono in tanti. Ecco, secondo me il comportamento fa parte di quello che dicevo prima, cioè dei valori, di trasmettere qualcosa di positivo e che lasci il segno. Io credo che ci sia poi anche un altro fattore. A mio avviso il fatto di essere main sponsor e non proprietario della società, della squadra, è un valore. È un valore perché ognuno sta al suo posto e ognuno ha un suo obiettivo. Quindi noi abbiamo la squadra United Eagle Basket, gestita da Davide Micalic e del suo team, e poi ci sono lo sponsor, il main sponsor e gli altri sponsor. Ognuno al suo posto e ognuno fa il suo mestiere.
E ognuno l'infa vitale dell'altro. Esatto. Secondo me in questo momento è la brillata vincente, siamo molto contenti e speriamo di poter continuare così. Un rapporto di reciprocità di cui i genitori dei ragazzi che vengono colgono l'importanza della vostra presenza costante. Sì. Lo sentono oppure vedono solo l'aspetto agonistico? No, c'è anche questo, e devo dire che anche i nostri dipendenti, ad esempio, credo che il 40-50% del nostro personale venga a vedere la partita con le famiglie, molti fornitori, clienti, questo è il bello, no? E poi tutto il vivaio che si porta dietro, chiaramente, un numero di persone che si stanno sempre più appassionando e ci consentirà di lasciare sul territorio qualcosa di importante. E questo secondo noi è l'obiettivo, è un obiettivo che sicuramente ci impegnerà, ma non ci impegna solo economicamente, ci impegna anche, diciamo, personalmente, certo, con la passione, con il coinvolgimento. Noi siamo una famiglia numerosa, devo dire che anche i miei fratelli, che non avevano mai visto una partita di basket, oggi sono fra i più grandi tifosi. E che è un invito che noi rivolgiamo a tutti, ovviamente, di chi non l'avesse ancora fatto, assistere a una partita di basket, perché alcune sono proprio al cardiopalma fino alla fine, no? Emozionantissime, magari si rischia di non capire chi è che sta vincendo, però l'emozione c'è comunque. Il basket è così, no? Gigi? Il basket è così, fino all'ultimo secondo. Non si sa. Bene. E comunque non ci sono solo imprese che sostengono lo sport, ci sono anche istituzioni che hanno una visione, come quella che ha avuto Paolo Urbani, che come abbiamo sentito prima, tanti anni fa ha capito che il territorio potesse esprimere la sua vocazione, la sua attitudine, il suo desiderio di accogliere lo sport di più rispetto ad altre realtà. E quindi grazie Adriano, ma torneremo più tardi anche con te. Paolo, Gemona Sportland, è stata un'intuizione, una visione? Dove è nata la scintilla? No, intanto buonasera a tutti. È nata nel 2006 in occasione del trentennale del terremoto, perché ci siamo chiesti come maggioranza comunale in quella volta che ormai era giunto il tempo di voltare pagina. Gemona era ricordata soprattutto, anche attualmente purtroppo in occasione di ogni terremoto, per questa sua peculiarità che però andava arricchita con qualcosa di diverso. Gemona negli anni aveva perso quel ruolo che aveva prima del terremoto, perché la ricostruzione dov'era com'era, se ha avuto un limite, se da una parte è stata la molla per ricostruire, dall'altra parte è stata anche ritrovarci 25 anni dopo con tutto ricostruito, ma come era pensata prima del terremoto la nostra città, mentre tutti gli altri erano andati avanti. E quindi questo desiderio di andare avanti anche noi ci ha portato a scegliere, per esclusione più che per meriti dello sport, ci ha portato a scegliere questa nuova via. Ci siamo chiesti che cosa poteva essere la Gemona di questi anni. E quindi abbiamo fatto alcune valutazioni. Potevamo essere una capitale culturale, ma avevamo già Aquileia, Cividale, Palmanova, che sicuramente avevamo più di noi. Potevamo essere una capitale di tipo ambientale, però c'erano sicuramente dei posti migliori ancora di Gemona. Che cosa aveva Gemona di unico in tutta la regione? Aveva la facoltà di scienze motorie, l'ex ISEF. E quindi da lì siamo partiti. E nella campagna elettorale nel 2008, perché poi quando sono stato eletto sindaco nel 2009 era nel mio programma, ho inserito quella di fare Gemona città dello sport e del benestare, si chiamava all'inizio questo progetto, che poi è stato trasformato in Sportland nel 2016. Ho chiamato un caro amico che era proprio Enzo Cainero e gli ho chiesto di darmi una mano, e così siamo partiti con questo progetto che poi ha trovato nel 2011, con l'arrivo di Oscar Pistorius nel bene e nel male come testimonial, ha trovato veramente una risonanza importante. Il fatto di investire tutto su questo progetto, con l'avvio anche del liceo sportivo oltre che delle università e quant'altro,
ha fatto sì che questo progetto piano piano sia cresciuto e che oggi naturalmente fa parte ormai del DNA di questa città. E quindi naturalmente abbiamo avuto la fortuna, qui approfitto per salutare Paolo Fantoni, di avere anche degli sponsor, ma anche Adriano Lucci, che allora con Confi, che era presidente di Confindustria, era uno sponsor di questo progetto, e quindi tante persone che si sono messe assieme diciamo così al comune di Gemona, assieme anche a tutta la città che in quel momento ha condiviso questo nuovo progetto, che lo sta condividendo ancora, e quindi anche la nuova amministrazione lo sta portando avanti, e grazie all'aiuto anche della regione che ha fatto anche proprio alcuni costi di questo progetto. E quindi io credo che nel 2016 siamo diventati per la prima volta, non era mai accaduto, città turistica, noi che di turistico non avevamo niente, e nel 2019, o meglio alla fine del 2017, abbiamo avuto il piacere e l'onore di essere nominati capitale europea dello sport per l'anno 2019, quindi è stato un crescendo e oggi andiamo ancora avanti. Quindi possiamo dire che lo sport è stato scelto in qualche modo per riqualificare la cittadina di Gemona e la sua vocazione. Sì, è stato scelto perché abbiamo creduto che questa peculiarità che in quel momento avevamo, quindi la presenza di questa università, potesse far crescere tutto il territorio e potesse essere un'occasione di sviluppo, di turismo e di lavoro per molte persone. E in parte io credo che in questo momento, anche grazie all'arrivo della nuova ciclabile, dell'APR e quant'altro, andando in questa direzione, mettendoci anche diverse risorse, ma grazie anche agli sponsor privati, siamo riusciti a riqualificare in qualche modo la città e a dare una mission diversa. Bene, un applauso a Paolo Urbani. Adesso entriamo nel mondo dello sport, che prevede appunto delle figure che si sono formate, che hanno studiato e che, pur rimanendo dietro le quinte, sono fondamentali per aiutare i nostri campioni, chi deve raccontare le loro vittorie o sconfitte, chi deve sostenerli finanziariamente, chi deve ideare qualche progetto relativo allo sport, perché tutto questo vada avanti. Prima però Bruno ci deve salutare perché arriva la figlia da Milano. Prima ancora Bruno però, Sì. vuoi dire qualcosa? Volevo dire che fra le mie incombenze è anche quella di essere nonno di 9 nipoti. E naturalmente fino a qualche anno fa venivano tutti assieme, adesso vengono uno alla volta. Oggi doveva arrivare a pranzo con noi una milanese che però poi per traffico si è bloccata, però mi aspetta a cena perché domani mattina se ne va in Austria e io non posso evitare di salutarla. Quindi con mio sommo rammarico mi vedo costretto ad abbandonare questa amena compagnia nella consapevolezza che mi perderò molte cose importanti. Ti chiedo solo una cortesia Bruno, se puoi fermarti solo per guardare un video insieme che è dedicato a una persona che questa sera però guarda che devi andare, ma dura 30 secondi, è un omaggio perché se lo merita. 25. Allora partiamo col video, non c'è, non può esserci, ma noi gliene siamo grati per tutto quello che ha fatto. The Giro d'Italia in play right here, right now. Quello che l'ho fatto per il nostro territorio, però consegniamo Bruno Pizzul, al quale consegniamo anche però un omaggio in ricordo di questa serata. Bruno, così puoi far leggere i tuoi nipoti, che in genere i bambini e i ragazzi non hanno mai voglia di leggere, ma li costringerai. Magari poi faranno loro il tuo stesso mestiere, perché no, no? Come giornalisti. Racconteranno... Non ho trovato, ma ho già capito che è meglio.
Bene. Ringraziamo il nostro Presidente che si sta per una foto ricordo di questa bella serata in compagnia di Bruno che ci ha onorati della sua presenza. Grazie Bruno Pizzullo. Arrivederci Bruno, saluta la famiglia, fai buon rientro. E Andrea Canero, a questo punto il posto che avremmo voluto assegnare a tuo papà lo occuperai tu. Grazie Andrea. Non si può parlare di sport e non citare Enzo Canero, un patrimonio che anche tu ti porti dietro, sì. Sono tanti per fortuna i nostri ospiti questa sera, infatti mi dispiace chi sta ancora aspettando di parlare, però arriviamo. Intanto una sorpresa essere chiamato qui, non lo sapevo. Una carambata. Buonasera a tutti, grazie. Certamente per me è sempre emozionante parlare dopo queste immagini perché le ho vissute anch'io da vicino. Mio padre effettivamente è stato un grande uomo di sport e quindi in questo contesto ci stava molto bene. Naturalmente per me è un onore essere qui e ripeto, quando vedo queste immagini dello Zoncolan in particolare, ma del ciclismo in generale, mi commuovo parecchio perché so tutto il lavoro che mio padre ha fatto in questi anni. Lo ha fatto non per lui certamente, non l'ha fatto per guadagnare, per i soldi, lo ha fatto esclusivamente per il territorio della regione Friuli Venezia Giulia, che lui ha sempre amato tanto, e territorio, diciamo, non solo il Friuli, ma ripeto, tutta la nostra regione, perché lui ha amato il Pordenonese, il Gemonese tanto, ma anche Trieste, Gorizia, la montagna, il mare. Ecco, infatti le tappe del Giro d'Italia sono appunto un momento proprio per far conoscere il nostro territorio. Credo, come diceva lui, il ciclismo è senza dubbio uno degli sport che riesce a far conoscere meglio la nostra regione, che ha ancora tante potenzialità. Grazie Andrea. Uno sport che, come si diceva, ha bisogno dei professionisti, ha bisogno di chi accompagni, come testimoniavano anche i nostri campioni, la stessa Lisa, li accompagnano in questo percorso di crescita. Partiamo da un'istituzione, Luigino Sepulcri, appunto tu posso definire tale perché da tanti anni ti occupi, non perché tu hai iniziato giovanissimo, il preparatore atletico, e la preparazione atletica e la forma atletica, come sentiamo raccontare, come ha detto Bruno in tante sue cronache, ma come leggiamo, è fondamentale per i nostri atleti per raggiungere obiettivi importanti. Quindi la forma e poi vedremo anche la mente. Un lavoro che tu hai svolto in questi anni, che è cambiato da quando hai iniziato ad oggi, che ha avuto un'evoluzione, che secondo te può subire ancora ulteriori evoluzioni, che ha bisogno dell'introduzione delle macchine. Che cosa è cambiato? Come lo vedi tu, il tuo lavoro dall'inizio ad oggi? Prima di rispondere alla tua domanda volevo correggere Jack. Siccome mi capita raramente di beccarlo in fallo, adesso approfitto. Andrew Gaze giocò per la Fantoni, il dottor Paolo Fantoni, che saluto dopo un po' di anni che non ci vedevamo, ed era presidente Enzo Canero. No, non è vero. Ai. Lui ha giocato per la Rex. Ai. Date un microfono a Giacomo. No, infatti nel momento in cui ho detto Snyder ci ho pensato, però ho detto non l'avrà sentito nessuno, invece subito. No, e tra l'altro approfitto insomma, perché la Fantoni, io sono cresciuto con la Fantoni, quindi insomma il mito di Petarini, insomma di Lorenzon e via dicendo, per me insomma andare al palazzetto e vedere, quindi grande rispetto per chi ci ha regalato quei momenti, insomma, anche investendo
In tal senso, approfitto perché ho il microfono in mano per dire una cosa, poi tanto dopo mi massacra lui. Quando si parla di sofferenza nello sport, ecco, cioè, quella l'unica è avere questo qua come preparatore atletico. Può essere quello. Racconto soltanto che mi ricordo a Bormio quando si andava, dicevo, vabbè, riscaldamento ragazzi, cioè tu non le contavi, noi sì, almeno 40 campi avanti e indietro soltanto di andature per iniziare, cioè ovviamente solo per scaldarsi da freddi ghiacciati, poi si aspettava ovviamente l'allenamento. Quindi un po' di sofferenza effettivamente c'è anche nello sport. E hai continuato a massacrarli così allora, Luigino? Ma lui, cioè, il bello è che te lo fa col sorriso. Sono due campetti. Una banalità. Finirà, no, non finisce mai. Tanto lui te lo dice col sorriso, quindi. Era così ed è ancora così, Luigino. Perché non è la sofferenza nello sport, e non solo nello sport, no, scherzo. No, riprendendo questo concetto di passione nello sport, io credo veramente che il lavoro, qualsiasi lavoro noi possiamo fare, che sia lavorare in banca, lavorare in miniera, lavorare come impiegati o lavorare in una ditta, fare un'attività sportiva, se è fatta con passione non è un lavoro, non costa sacrificio, per cui il concetto di sacrificio che aveva detto Lisa prima, io sono profondamente d'accordo su questo. Un lavoro fatto con passione non è mai un sacrificio, ma è un lavoro che coinvolge dentro e ognuno di noi cerca di dare il massimo per farlo nel modo migliore possibile, che sia l'atleta, che sia il preparatore, che sia l'allenatore. Questo concetto io credo sia importante. E per quanto riguarda la tua domanda, l'evoluzione nel mondo dello sport è costante. E io vorrei citare un aneddoto che è successo proprio a Gemona. Noi abbiamo fatto con il professor Di Brampero, che è stato uno dei fautori del corso di laurea di scienze motorie a Gemona, uno studio fatto sul costo energetico dell'accelerazione. Adesso io non voglio tediarvi su cos'era, però è nato a Gemona, nel tunnel di Gemona del campo di atletica, ed è uno dei pilastri degli studi che sono stati fatti successivamente sulla preparazione atletica, soprattutto riferita agli sport di squadra, calcio e pallacanestro. Il dualismo, direi quasi cartesiano, tra res cogitans e res extensa si sta affievolendo sempre di più. La differenza tra parte tecnica e parte fisica si sta affievolendo sempre di più, sta diminuendo sempre di più. Il concetto di preparazione è preparazione a 360 gradi, tanto è vero che la preparazione rispetto ai campi che facevo fare a Jack adesso sono molto di meno, ma li facciamo come? Con la palla, in modo che sia sempre più specifico. Pensavo ludico, invece no. No. Non mi sono ammorbidito, i campi sono sempre gli stessi, solo che vengono fatti con una palla e di conseguenza la percezione dello sforzo è minore. E questa io credo sia la grande differenza, perché abbiamo capito, grazie agli studi soprattutto delle neuroscienze, che il nostro cervello non riconosce i muscoli. Io credo che uno dei più grandi errori che abbiamo fatto, compreso io, è quello di aver voluto allenare i muscoli, come se il nostro cervello riconoscesse i singoli muscoli del nostro corpo. Il nostro cervello riconosce i movimenti, che vengano fatti in modo corretto o non corretto, li fa. E quindi ad ogni azione lui sceglie, e la scelta è frutto del bagaglio motorio che ha costituito e costituisce nel momento che lo fa un bagaglio motorio futuro. Se Jack fa canestro, lui ripeterà il gesto esattamente allo stesso modo. Se non lo fa, cerca degli accorgimenti. Ecco, questa continua ricerca del movimento nell'interezza tra mente e corpo, e la parte attuativa, è sempre più sottile. Quindi bisogna cercare di allenare proprio questo gesto specifico, sempre dalla parte si chiama allenamento funzionale adesso, in questo modo, che una volta implicitamente era fornito da che cosa? Dalla motricità di base, continua. I ragazzi, come diceva
Bruno saltavano, correvano, io stesso mi arrampicavo sugli alberi, saltavo in fosse. Adesso questa motricità spontanea non c'è più. E questo è un bagaglio motorio che viene depauperato costantemente. Quando vanno nelle scuole calcio, basket, mini volley, super mini volley addirittura, e fanno dei gesti molto specifici, che questo viene limitato nel bagaglio motorio futuro. Non so se questa importanza della motricità di base nell'età delle scuole elementari o addirittura anche prima. Non so se ti ho risposto. Sì, assolutamente, certo. E tra l'altro tu hai anche dettato delle linee di cambiamento in questi anni di attività, quindi magari hai rivisto quello che facevi inizialmente e l'hai interpretato diversamente, istruendo poi anche i tuoi colleghi. Sì, beh, sono talmente vecchio che lei Ma è no. stato un mio studente, è stato. Andrea, Enrico, poi ne parleremo. Sì, esatto, per cui, anzi, penso uno dei... Hai fatto la tesi? Per qualche progetto, sì. Progetti, sì. Ecco, sicuramente sono modificati, sono in continua evoluzione e questo rinnovamento continuo è dato soprattutto dall'interscambio tra l'allenatore, il preparatore e gli atleti. Io credo di aver avuto la fortuna di aver allenato dei grandi giocatori dai quali ho imparato, perché loro hanno una grandissima sensibilità, una percezione dello sforzo, una percezione della propria motricità molto raffinata, per cui si impara molto da loro, come dagli allenatori. Ho avuto la fortuna di lavorare con dei grandi allenatori, Recalcati, Messina, per citarne due, da quali hanno determinato delle scelte in team. Io credo sia questa la differenza fondamentale, almeno negli sport di squadra, dove la gestione della squadra viene fatta in team ed è una gestione del lavoro anche. Nelle grandi aziende, io mi ricordo quando ero alla Virtus Bologna, venivano le grandi aziende con i dirigenti a vedere gli allenamenti per vedere come venivano gestiti, come veniva gestito il lavoro del team, della squadra, e cioè del lavoro della società. Per cui questa gestione dove ognuno ha dei compiti particolari, ma dove si ritrova insieme in modo dettagliato tutto il programma di allenamento della seduta quotidiana, della settimana e così via. Quindi questa programmazione negli sport di squadra è fondamentale. Io credo anche negli sport individuali ci sia anche in modo più accurato, perché a differenza degli sport di squadra, negli sport individuali si misura col cronometro e con una cordella metrica e non ci sono alibi, mentre negli sport di squadra qualche volta il passaggio o il tiro è errato, sbagliato, è dovuto magari a un passaggio sbagliato. Negli sport individuali non esiste questo alibi della colpa del compagno di squadra. Si deve puntare tutto su se stessi. Ecco, quindi abbiamo visto come la parte comunque fisica è fondamentale per lo sviluppo, però c'è anche quella mentale. Ci sono tante scene che ritraggono campioni dello sport degli anni che furono presi da scoramento, che mollarono lo sport, che davanti alle telecamere dissero no, è arrivato il momento di chiudere, probabilmente proprio perché non c'era la figura, quella del mental coach, quella dello psicologo dello sport, che è nata di recente, o forse c'era, però senza alcun titolo, senza alcuna laurea, era il familiare, era l'amico e probabilmente aveva un impatto decisamente diverso. Alessandro Bargnani, quindi psicologo dello sport, una figura che non c'è sempre stata, come dicevo, che si è resa indispensabile, una figura che a volte può decretare il successo di un atleta o addirittura può anche affossarlo. Ok, innanzitutto buonasera a tutti. Parto da un muscolo che è quello della riconoscenza, quindi voglio ringraziare Prima Cassa che ha reso possibile essere qua. Non sono friulano, ma il fondatore dell'istituto è uno dei padri della psicologia dello sport ed è di Pordenone. Quindi la correlazione c'è. Peresson era di qua.
Bresson che ha introdotto la psicologia dello sport ancora con la Valanga Azzurra nel 72, quindi ha introdotto l'aspetto mentale all'interno della preparazione. Il lavoro che svolge lo psicologo dello sport, il preparatore mentale, è trasversale. Prima Lisa e tutti i campioni che hanno parlato prima rappresentano, prima si parlava di fatica, ma più che fatica, comportamento, personalità e attitudine. Quindi tutte le figure che ruotano attorno all'eccellenza hanno un'attitudine, hanno questa motricità verso l'eccellenza, che è qualcosa che sta all'interno della personalità, e penso che chi è qua seduto in questa regione ce l'ha dentro. È molto complessa la preparazione di una prestazione, in quanto non è più solo fisico, tecnico, tattico, ma è anche mentale. Ma non è più la somma, ma è solo che la moltiplicazione, perché nel momento in cui uno di questi aspetti fa zero, cala la prestazione. Per cui il lavoro che svolge il preparatore mentale è invisibile, perché è sempre a supporto. Come ci piace interpretarlo, è un supporto che va a colmare dei bisogni biopsicosociali, per cui l'atleta è al centro del progetto insieme all'allenatore. Prima si parlava appunto di squadre, team dynamics, quindi lavorare insieme per un obiettivo. Il nostro lavoro è quello di cercare di costruire questa rete, perché un gruppo vincente è un artefatto, quindi è fatto d'arte. Non esiste che tutta una squadra nasce in un comune. Da qua nasce un aspetto fisico, tecnico, tattico e anche di condivisione dei valori. Ho avuto il piacere e la fortuna di lavorare anche per il quadriennio olimpico, per cui uno degli aspetti che avevamo analizzato nelle varie squadre era quello del comportamento, per cui noi siamo le nostre abitudini e un punto di partenza per tutto, dentro lo sport, fuori dallo sport, mangio bene, mangio male, fumo, non fumo, tutti aspetti, no? Per cui nel momento in cui vogliamo costruire un gruppo, guardiamo quelli che sono i comportamenti e partiamo dalla base. La base sono i valori, quindi valori che diventano pensieri, pensieri comportamenti e poi possono diventare abitudini. Il lavoro estremamente duro che svolge l'atleta è quello di cercare di rimanere consistente sotto prestazione, ma gli atleti per me sono supereroi, perché viaggiano, devono adattarsi costantemente, devono cambiare stili di allenamento, cambiare stanze di hotel, cambiare compagni, e chi rimane è selezionato. Sì, aspetti in effetti ai quali spesso noi non pensiamo minimamente, diamo per scontato che forse ci sia qualcuno che lo faccia per loro nell'immaginario collettivo. E si pensa che non abbiano mai una vita. No, chi conosce lo sport, chi conosce gli sportivi, chi vuole bene agli sportivi, perché il nostro lavoro deve partire dalla base che vogliamo bene alle persone. Se non facciamo questo lasciamo perdere come impatto, no? Diciamo sempre che si parlava prima di sforzi, no? Uno sforzo senza significato rimane uno sforzo con un significato diventa un percorso, che è quello che appartiene allo sport, no? Prima si parlava sport, persona che cresce. Lo sport rappresenta la terza grande agenzia educativa, famiglia, scuola, sport, per cui quando un genitore affida a un allenatore, a uno psicologo, a una società il proprio figlio, per me dà il bene più grande. Io sono un genitore, per cui affidare mia figlia è l'aspetto più grosso. Dall'altra parte mi aspetto che poi i valori che io porto vengano rispettati. All'interno di questa cornice si può costruire quello che è una prestazione, ma quello che poi sempre di più è una doppia carriera, perché si sta evidenziando negli anni che tantissimi atleti poi diventano professionisti, diventano dirigenti, no? E sempre di più, grazie anche agli aspetti di cultura, si possono valorizzare. Qualche anno fa purtroppo gli atleti venivano visti come se fai l'atleta lo sei Lazzarone. Purtroppo chi fa sport, nuoto, basket, i ragazzi si svegliano alle 6, vanno in vasca, alle 8 sono a scuola, puliti, ordinati, precisi, finito, fanno la seconda sessione, studiano e poi continuano. Questo è lo sport. Io nella mia azienda assumerei solo che sportivi, perché hanno un senso di squadra. No, questo
è un aspetto importante. Io poi lavoro con tante discipline e prevalentemente rugby, no? Per cui l'aspetto della squadra, del branco è fondamentale, cioè mettere il gruppo prima del singolo. No, questo è un aspetto che in qualsiasi squadra, sport individuale o di gruppo è fondante, perché alla fine si parte insieme, si sono insieme. Quello che noi vogliamo sempre mettere al centro è celebrare il compagno, celebrarlo, essere sempre a sostegno, perché una volta vince Elisa, un'altra volta vince Francesca, ma nel momento in cui faccio parte di un gruppo, questo ci aumenta, no? Il nostro lavoro è proprio cercare, come si diceva prima, la mente e il corpo. Ma Alessandro, scusa, lo psicologo dello sport vive in simbiosi, quasi come un allenatore, un preparatore atletico, con l'atleta, in questo caso con la squadra, oppure a spot? Qual è la modalità di intervento? Ci sono dei momenti, chiamiamoli di confessione, di dialogo, oppure è qualcosa di costante, quindi anche nel momento in cui l'atleta ha qualche dubbio ti chiama, mi vedete, ci sono dei orari, ecco, come avviene il tuo lavoro? Il nostro lavoro è molto complesso, perché noi siamo staff e lo staff sta all'interno di un perimetro e questo è molto importante anche per tutelare qualsiasi tipo di atleta, perché noi abbiamo un segreto professionale da un aspetto. Siamo staff, per cui c'è l'atleta, lo staff. Poi l'atleta individuale può contattarci, ma questo non significa che poi noi andiamo a fare lo spifferone, passando il termine. Noi lavoriamo per l'autonomia dell'atleta, qualsiasi cosa ci venga detto noi capiamo, interpretiamo e portiamo l'atleta a parlare con l'allenatore, non siamo noi i mediatori, per cui tante volte se abbiamo un incarico individuale abbiamo un setting e lavoriamo con lui. Se faccio parte di una squadra io ho un altro perimetro di azione, perché faccio parte di uno staff. È molto importante per una squadra avere, dal nostro punto di vista, uno psicologo interno, il quale può avere anche una visione d'insieme di tutte le dinamiche, no? Perché lo psicologo lavora a 3 livelli: staff, allenatori e qualora nel settore giovanile anche con i genitori, quindi è tridimensionale l'intervento. Certo. Avere una visione d'insieme ci permette anche di unire questi 3 aspetti. Ecco, abbiamo visto degli esempi probabilmente quando non c'era ancora la figura dello psicologo dello sport, in cui squadre hanno perso occasioni eclatanti proprio perché non c'erano questi equilibri che consentivano alla squadra di appunto raggiungere quello che avrebbe potuto raggiungere se non ci fossero stati questi squilibri interni. Si verificano ancora, immagino, queste situazioni in cui c'è chi vuole primeggiare, c'è chi non vuole essere in seconda fila, in seconda posizione. Assolutamente, all'interno noi siamo appassionati di prestazione umana. La prestazione umana all'interno dello sport e delle aziende è data dalla moltiplicazione di un aspetto tecnico per quello relazionale. L'aspetto relazionale è dato da 10 variabili che vengono considerate dalla OMS, Organizzazione Mondiale della Salute, che se sufficienti in tutte le aree determinano una persona sana, adulta. Questi aspetti possono essere capacità di adattamento, decision making, gestione dello stress, gestione delle emozioni, comunicazione, adattamento, tutti aspetti che se uno di questi fa 0, prestazione fa 0. Parliamo di sport. Nel momento in cui io sono troppo ansioso o arrabbiato, faccio un fallo di indisciplina, cartellino rosso, prestazione finita. Ok? Nel momento in cui parliamo prima di calcio, Parigi Saint-Germain, tecnicamente 10, dal punto di vista relazionale 7, fa 70. Se trovi una squadra tecnicamente 8, con un gruppo 9, passa. Dico sempre, quante volte nella vita ci è capitato di avere competitor meno preparati di noi che sono arrivati davanti, quindi avevo una parte relazionale più sviluppata, magari erano più estroversi, hanno preso un lavoro, un partner, delle opportunità che noi abbiamo lasciato là, ma erano meno preparati di noi. La parte sotto è di nostra competenza, per cui quando noi prendiamo in carico un atleta, una squadra, noi dobbiamo lavorare per potenziare questo. Recentemente Sarri, un allenatore di calcio della Lazio, ha fatto una bellissima
immagini, non parlavo di prima, erano forti come noi, alti come noi, massa magra come noi, ma avevano una cilindrata mentale diversa. Cioè, durante la prestazione le nostre funzioni esecutive degradano, no? Perché più siamo stanchi, un atleta ha due compiti, fare bene nel minor tempo possibile, no? E quindi più siamo stanchi, più la nostra prestazione degrada. Chi degrada di meno, a pari condizioni, riesce a mantenere degli stili attentivi, comunicazione, efficacia più alti. Il nostro lavoro è cercare di sviluppare queste funzioni affinché gli stili possano continuare sullo sforzo. Questa è una sfida che appartiene a noi, no? Beh, veramente un mondo estremamente affascinante del quale potremo rimanere a parlare per ore, però concludiamo il nostro giro con Enrico Reis, grazie Alessandro. E poi concluderemo con una domanda botta e risposta, perché il tempo come sempre ci picchia e tiranno. Se qualcuno avesse proposto di sospenderlo avrei accettato molto volentieri. Allora Enrico, tu ricercatore, sei tornato da poco dall'America, il confronto, capire come funzionano altri mondi che sono completamente lontani da noi, che ci invidiano peraltro delle caratteristiche e che però forse sono più avanti di noi nella ricerca. Penso all'alimentazione, la cucina, l'alimentazione mediterranea è una delle più invidiate al mondo, gli americani se la sognano, eppure nella ricerca alimentare sono più avanti di noi. Tu hai fatto patrimonio di quello che hai imparato in questi anni in America e adesso lo porterai qui da noi, Friuli Venezia Giulia, dico bene? Sì, anche se è chiaro che il mio percorso, come tu hai accennato all'inizio, è partito proprio con l'ambito sportivo per poi spostarsi all'altra diciamo, parte del concetto del movimento, che va addirittura alla riabilitazione della persona con paralisi. E quindi nella mia diciamo, carriera, nella mia vita professionale ho avuto la fortuna di essere coinvolto e di essere anche appassionato al movimento, partendo dall'atleta, quindi dal movimento ad alto livello, per poi arrivare proprio invece a quello che è la neurofisiologia di base, la conoscenza del midollo spinale e di come questo possa aiutare questa popolazione con paralisi a sperare in un recupero della funzione motoria che magari fino a qualche anno fa era insperato. E quindi questo è un ambito che, pur non essendo prettamente legato allo sport, spero di poter portare in questa regione, magari con il Gevasuta o con altre realtà locali. Quindi fare patrimonio di tutti questi anni di esperienza e avere la speranza, ma non la certezza, però mi sembra di capire nelle tue parole che tutto questo possa essere capitalizzato e possa essere, tra virgolette, usato in ambito sportivo. È così difficile il passo, così lungo? Sì, ma se posso invece cambio un contesto di una comparazione di quello che ho notato. Quindi tu avevi accennato adesso una caratteristica che magari in Italia e come italiani ci invidiano all'estero, e che da un altro punto di vista invece in alcuni casi ci può limitare. Quindi avevo sentito prima un altro ospite che parlava di visione. Questo è uno dei punti fondamentali di crescita e di integrazione nel territorio dell'università, così come anche di altre realtà. È un aspetto di cui mi sono reso conto confrontandomi con la realtà americana, è che quindi lì la visione viene sostanzialmente sviluppata al 100%. A me è stato detto più volte, quando ci trovavamo insieme per risolvere un problema, ma non fare il MacGyver, quindi non pensare ai problemi e alle limitazioni. Pensa che tu abbia a disposizione tutto quello che a te serva, quindi pensa di essere ambizioso, pensa che c'è tutto quello che vuoi a disposizione e vai avanti, adesso pianifica quello che sei in grado di fare. E questo punto di vista invece per me almeno era nuovo, perché sono nato e cresciuto in una realtà
dove essenzialmente dobbiamo fare tesoro delle possibilità logistiche ed economiche di quello che c'è a disposizione, poi con quelle cercare di arrivare al risultato. Una condizione che in parte poi ci porta anche a quella genialità che è riconosciuta in tutto il mondo, ma che può, se non stiamo attenti, anche limitare quello che è la nostra potenzialità. Enrico, grazie innanzitutto perché facendo tesoro di queste esperienze ce le riporti, c'è questa fuga di cervelli che non tornano quasi mai. Tu invece ci hai onorati del fatto che hai scelto di tornare nel tuo Friuli Venezia Giulia e speriamo che questa tua scelta venga veramente ripagata da tutti, dalle istituzioni e da chi lavorerà insieme a te. Quindi davvero grazie. Ultimo giro, super veloce di domande, quindi botta e risposta, partiamo da Lisa. Lisa, ci hai raccontato prima la tua esperienza, c'è stato questo momento difficile della tua vita, ma è stato veramente il cambio dell'allenatore al tiro che ti ha fatto avere questa ripresa così veramente vulcanica o c'è stato anche qualcos'altro? Forse ci voleva quello perché tu recuperassi e non vedessi quelli che probabilmente qualcuno ha definito dei fantasmi, ma che forse dei fantasmi non erano. Penso sia stato più una serie di fattori che hanno contribuito a far sì che tutto andasse nel verso giusto. Ovviamente sì, noi facciamo uno sport individuale, però dietro tutto ci sono tante persone che contribuiscono al successo, ai risultati, e se tutte queste persone non si instaura un bel gruppo o un legame, fiducia. La fiducia è veramente importante nel mondo dello sport. Se non hai fiducia in un allenatore, se non hai fiducia nel programma di allenamento che fanno per te, se non hai fiducia nel tuo allenatore di tiro, non arrivi a certi risultati che speri di ottenere. Quindi c'era una serie di fattori che dal mio punto di vista mi mancavano e perciò una serie di cambiamenti dopo l'anno olimpico ci sono stati e per me è stato quello. Ovviamente il mio allenatore di tiro è una persona speciale di cui ho molta fiducia e mi ha fatto superare questo blocco che avevo in quella parte di tiro. Ovviamente tutto il resto ho fatto il mio percorso come pensavo fosse giusto fare e con le persone che volevo io, che mi sono scelta io, perché comunque all'interno di un gruppo non ti scegli le persone che sono lì e quindi devi anche essere brava a gestire tutto nel modo giusto, nel modo corretto. Lo sport individuale devi essere molto egoista se vuoi sopravvivere. E il tuo talento è stato anche quello, grazie. Silvio, tu hai vinto molto nella tua carriera di atleta, hai portato anche molte medaglie quando sei stato dirigente, appunto, nella Fisi, e poi il vuoto. Cosa è successo? Sono arrivate tutte queste figure professionali, comunque preparate, ma non è bastato? Ma non è bastato, diciamo che i tempi sicuramente sono cambiati. Io ritengo che per quanto riguarda lo sci nordico il problema di adesso sia una mancanza di... Tanti dicono mancanza di giovani, mancanza di stimolo. Io invece la vedo un po' diversamente. Non credo che i giovani al giorno d'oggi non abbiano più motivazione, non abbiano più stimoli. Io credo invece che per quanto riguarda la mia disciplina ci sia una mancanza di visione dall'altro, una mancanza di visione da parte della federazione che in questi ultimi 10 anni ha puntato solo e esclusivamente su un atleta singolo, sicuramente vincente, però lasciando perdere tutto o concentrandosi di meno su tutto quello che è il resto del gruppo, il resto della squadra. Ai tempi, adesso è brutto dire ai tempi nostri perché torniamo indietro di un bel po' di anni, ma la nostra forza c'erano sì delle altissime professionalità a livello di atleti singoli, però la nostra forza maggiore, più grande,
anche se è una disciplina individuale, era proprio la forza del gruppo, perché noi eravamo una squadra, anche se, ripeto, discipline individuali in pista, al di là della staffetta, ma in pista entravamo sempre solo come singoli, però, ripeto, noi vivevamo 200 giorni all'anno fuori di casa, vivevamo in gruppo e la nostra vera forza era proprio quella del gruppo, cosa che adesso con questa visione da parte della federazione purtroppo non c'è più, perché tutta la federazione si è concentrata sull'uomo vincente, perché il risultato rimane il risultato subito, andando a perdersi per strada tutto quello che è un patrimonio di giovani che sono lì, che hanno bisogno sì di un faro davanti, però hanno bisogno anche di essere stimolati da questo esempio, da questo faro, cosa che purtroppo in questo momento non sta succedendo. Ed è un gran peccato, quindi speriamo che questa Primavera continui a vincere, ma soprattutto che gli altri non abbandonino, come sta succedendo purtroppo nello sci di fondo, che ha portato per tanti anni in alto il nome del nostro paese. Allora, Giacomo, tu hai già parlato ovviamente prima, perciò ricollegandoci a quello che adesso Silvio ha detto. Silvio, adesso tu sei stato grande trascinatore in quella occasione che ci hai raccontato, però adesso ti metto in croce. Ambo Udine, United Eagles, Basketball, Cividale. Come la mettiamo? Cioè, come li vedi? Sono qua. Beh, li conoscerai, immagino che tu li stai seguendo. Sì, sono da vedere per par condicio dell'altro, voglio dire, cioè, sono appassionato, cioè, non riesco a dividermi della verità, però che posso dire? Partono entrambi dalla seconda fila in questo momento, perché comunque non sono nel gruppo delle prime, però diciamo che Cividale ha fatto un grandissimo percorso per essere una neopromossa. Udine ha avuto una stagione un po' travagliata, ma secondo me ha una potenzialità non indifferente per provare. Non dico di più, però insomma. Sei stato molto diplomatico, comunque ti volevamo un po' più spinto. No, ma cioè, non ho capito la domanda. No, come li vedi? C'è un'opinione ovviamente su entrambi, anche un invito al pubblico. Chi suggeriresti di andare a vedere? Il derby faresti contenti tutti e due, però per... No, entrambe sicuramente, cioè, perché per due ragioni, sono due progetti completamente diversi. Uno è quello di lancio di giovani, di una squadra che vuole sicuramente lavorare sul territorio, di crescere i ragazzi, insomma, e rilanciare i ragazzi, i giovani. Tra l'altro, insomma, Under 19 siete alle finali nazionali, giusto? Quindi, cioè, un progetto che in pochissimo non solo è arrivato all'apice come insomma, in Lega 2, ma soprattutto insomma, un lavoro importante sul settore giovanile. E mentre dall'altra parte insomma, abbiamo una società che sta provando a fare il salto, che si sta attrezzando economicamente, strutturalmente per salire e giocare in Serie A. Quindi diciamo sono due realtà un po' diverse. Dicevamo prima dello striscione, è stata una cosa bellissima, quindi non vedo in questo momento, cioè è ovvio che quando si gioca contro la stessa serie un po' il sale c'è, insomma, tutti vogliono vincere. Però diciamo che forse la cosa più difficile sarà mantenere in qualche maniera questa sana comunicazione sul campo e insomma dall'altra lavorare insieme sul territorio. Devo dire che comunque in Friuli Venezia Giulia adesso si parla di pallacanestro, questo sicuramente, e non dimentichiamo anche le ragazze che stanno andando molto bene, per cui merito veramente a chi ha investito nel territorio, chi ha rilanciato, chi ha veramente portato avanti questa tradizione, perché siamo terra di pallacanestro. Grazie Giacomo. Luigino? Sembra parte quindi non di sacrificio, però di impegno. Le famiglie in questo agevolano, quando arrivano questi atleti che sono ancora giovani, sono stati educati all'impegno, alla fatica soprattutto. Forse è cambiato qualcosa anche a livello educativo nel primo nucleo familiare, nel primo nucleo sociale, che è quello delle famiglie. Una domanda impegnativa, in quanto i genitori spesso sono un ostacolo all'attività dei figli, perché è come a scuola, è sempre colpa degli insegnanti. Ma una volta non era così.
parlo di adesso. Appunto. È vero comunque. Per cui è colpa dell'allenatore che non lo fa giocare, è colpa dell'arbitro che ha fischiato un fallo che non c'era, è colpa del compagno, cioè è sempre colpa di qualcun altro. Per quello dicevo che nello sport individuale c'è un cronometro e una cordella metrica dove si misura la performance e non ci sono discussioni, c'è un denominatore comune che è il numero, che non è discutibile. E mentre negli sport di squadra spesso si disquisisce di questo per che cosa? Per giustificare il proprio figlio. Questo io credo sia un momento dal punto di vista educativo, diseducativo, ma anche dal punto di vista proprio della formazione dell'atleta, del giocatore, non sia utile. Ecco, speriamo che questo messaggio venga amplificato. Tra l'altro la serata andrà in onda anche su Telefriuli, quindi anche i genitori in ascolto che tendono invece a scaricare le responsabilità facciano tesoro di quello che ha appena detto Luigino. Grazie. Chiuderò in casa. Paolo, tra tanti sport proposti da Sport, qual è quello che ti ha convinto di più e su quale non avresti mai scommesso e poi invece è stato importante per Gemona? Beh, paradossalmente, diciamo, sicuramente quello che mi ha colpito di più è stato l'arrivo di Pistorius, quando abbiamo avuto una funzione non solo sportiva, ma anche una funzione molto sociale. Qui arrivavano molte persone con handicap, arrivavano molte persone che volevano vedere uno di loro che ce l'aveva fatta. E quindi paradossalmente è stata la cosa che mi ha colpito di più in questi anni, anche se devo dire io sono un grande appassionato di pallacanestro, il fatto di aver avuto in ritiro molte volte Udine, insomma di aver avuto anche Cividale e quindi sono equidistanti, sono abbonato da entrambe, quindi non c'è nessun problema. Esatto. Quindi devo dire che è chiaro che avere vicino dei campioni insomma, di questo tipo, degli americani che di solito era solo vederli no, in TV e quindi è stato davvero un'emozione. Credo che però la nostra regione, non solo la nostra città, il nostro territorio, ma l'intera regione abbia tante peculiarità dalla barcolana al rally, agli sport dei motori e quant'altro. Io mi auguro che un giorno accanto a io sono Friuli Venezia Giulia si aggiungerà che io sono sport. Grazie Paolo. Adriano, un solo motivo per cui tu consiglieresti ad un'azienda di un tuo collega o amico che ancora non sei riuscito a coinvolgere tra le tante appunto che sostengono non solo la Gisteco ma anche negli anni passati altre realtà, perché le aziende dovrebbero essere più presenti? Un motivo. Perché dobbiamo essere attenti al territorio. Dobbiamo far capire che qui si può fare impresa e quindi non serve che scappino, e si può fare sport, non serve che scappino. Bene, due motivi validissimi. Anche il coinvolgimento dei giovani in un mondo che appunto può essere sostenuto da risorse come la tua. Alessandro, che cos'è che non vorresti mai dire ad un atleta? Una situazione difficile, che stai solo dicendo questa cosa, riusciresti a invertire la rotta, magari non sta andando bene in quel periodo e dicendo questa cosa potresti invece innescare un meccanismo inverso che però magari non è così piacevole. Ti viene in mente? Tante cose, di sicuro di continuare a divertirsi, perché quando si inizia a fare sport lo fai perché ti diverti, quindi poi a volte si inverte e quindi poi diventa una tragedia quello che invece è una festa. Quindi ricordarsi, ricollegarsi all'aspetto ludico che è quello che ci ha avvicinato allo sport piuttosto che andarlo a perdere, quindi questo sicuramente. Sempre. Grazie Alessandro. Enrico, una frontiera che vorresti raggiungere con la tua ricerca nello sport, un obiettivo, qualcosa di quasi surreale che però secondo te potrebbe essere la nuova frontiera della ricerca appunto dello sport? Questa è una domanda interessante. Magari nella mobilità proprio. Penso il primo pensiero va alla disabilità e alle Paralimpiadi e quindi portare le persone che oggi sono appunto su una sedia a rotelle a competere in queste discipline. Grazie.
Prima di fare la domanda anche ad Andrea, vorrei che adesso Lisa prendesse questa meraviglia che è di fianco ad Andrea, vediamo se riesce ad aiutarla, perché in anteprima assoluta da quando l'ha vinta è la prima volta che possiamo farla vedere pubblicamente, e la coppa che Lisa ha vinto ha bisogno di un aiuto o ce la fai da sola? Vorrei che venisse anche ripreso questo momento. L'abbiamo vista in TV, ci siamo emozionati, abbiamo pianto insieme a lei, insieme ai familiari, insieme a tutta sta banda. Vi posso assicurare che in quei momenti al bar i bandieri erano fermi in macchina a guardare le gare, qualsiasi cosa si stesse facendo. Nel momento in cui Lisa alza in piedi ha vinto questa medaglia, stavamo tutti piangendo, solo il ricordo mi fa commuovere. Tienila bella alta, Lisa, perché è costata tanta fatica, tante lacrime. Invito tutti quanti ad alzarsi in piedi per omaggiare Lisa, ma anche perché Andrea adesso devi dare un appuntamento, è imminente ormai, è imminente un grandissimo appuntamento per il quale dobbiamo ancora dire grazie a tuo papà, per il quale ti storciamo la promessa di continuare a portarlo nella nostra regione. Il Giro d'Italia, annuncialo pure tu, diamo anche le date. Lo sanno tutti ormai, il 27 maggio, sabato 27 maggio ci sarà la grande tappa Tarvisio-Montelussari, partenza dal centro, Piazza Unità d'Italia, per arrivare al santuario del Montelussari, 18 km, la penultima tappa del Giro d'Italia, la tappa decisiva assolutamente per la classifica, l'ultima tappa vera di questo Giro, è il coronamento del sogno di mio padre, senza dubbio, per il quale io così mi sono messo in campo. E soprattutto direi però è il coronamento di, come dicevo prima, dello sviluppo di un territorio e della capacità che ancora una volta daremo come Friuli Venezia Giulia di quanto siamo bravi ad organizzare le cose. Grazie Andrea, c'è un omaggio per ognuno di voi. Ora Presidente cosa dice? Glielo consegniamo subito. Allora, io intanto vediamo anche se c'è qualche assistente che può dare una mano al nostro Presidente, vediamo se c'è Marzia. Innanzitutto l'omaggio floreale alla nostra bellissima, che oltre ad essere varie skill anche, esatto, anche questa di essere molto bella, testimonial di importanti aziende, potrebbe diventare anche per aziende del nostro territorio, testimonial. E poi un omaggio per unire, magari lo diamo dopo Presidente, cosa dice? Intanto si mette a mezzo e facciamo una bella foto ricordo. E vi ricordo anche che c'è un buffet allestito sotto il porticato del municipio, al quale siete tutti invitati anche per scambiare qualche parola insieme ai nostri ospiti. Vi diamo subito L'omaggio. le do un attimo il microfono, Presidente, grazie. L'omaggio che stasera diamo a tutti i nostri ospiti sono una coppia di libri di Renato Candolini sui monti che circondano Gemona e un orologio fatto dai ragazzi di una cooperativa sociale, Cooperativa Ragnatela, che insomma noi sosteniamo da sempre. Grazie. L'aiuto Presidente. Quindi simbolicamente adesso lo consegniamo a tutti. E io ringrazio il pubblico che è sempre così numeroso, che attesta il valore di queste iniziative. Noi speriamo sempre che il messaggio, e ne siamo certi di questo, che i nostri ospiti lanciano, rimanga nei vostri cuori e nelle vostre teste. Per questo vi ringraziamo davvero dal profondo del cuore per essere stati con noi nel giorno tra l'altro di giovedì santo, però insomma sono sicura che il Signore apprezzi questi momenti. Grazie ancora di cuore, buon proseguimento a tutti e noi ci vediamo il prossimo primo giovedì del mese. Parleremo di comunicazione con un influencer, ma non vi svegliamo ancora noi, un importante influencer e un importante addetto all'informazione. Nomi celebri che vi sveleremo a breve. Intanto grazie per essere stati con noi oggi. Arrivederci, buona Pasqua.